buongiorno, una mattinata molto bella anche se fuori piove perché avremo giovani, parleremo di giovani con i loro rappresentanti, con i loro coordinatori di questo mondo meraviglioso che è la gioventù, ma anche la scuola. Qualcuno dice la famiglia, sì è vero, ma se io non sono fortunato ad avere la famiglia per tanti motivi, perché i genitori si separano, sono un po' confuso, mi devo adattare. Punto di riferimento qual è? Diventa la scuola. Però io dico sempre che non devo essere fortunata ad avere quel dirigente, quel docente, devo avere quello che mi aspetta di diritto come ragazzo, essere ascoltato, essere accompagnato e vedere chi è questo ragazzo e dentro di lui cosa può creare, perché io sono dell'idea che sono dei creativi, tutti. Il problema è aprire questo guscio che loro giustamente si sono fatti e vedere con chi parliamo. Allora, ne parleremo questa mattina con Ludovica Tabaro, rappresentante studenti premio eccellenza, Istituto Salesiano San Marco di Mestre. Grazie veramente Tabaro di essere con noi, assieme a Francesco Stinà, che è l'aiuto coordinatore di questo importante istituto. Grazie anche a te Francesco. E abbiamo anche collegato il professor Garofalo Antonio, docente e coordinatore del corso molto importante di questo istituto. Vediamo se c'è anche Orietta Daldan, presidente ADAO, eccola qua. Buongiorno, buongiorno cara presidente, grazie di essere qui, perché con Orietta parleremo di disturbi alimentari che riguardano purtroppo molti giovani, anche in età molto piccola. Cosa sta succedendo? Ne parleremo con loro questa mattina, perché vedo che anche il professor Garofalo Antonio ha tornato da tanti ragazzi. Ciao ragazzi, come state? Buongiorno, buongiorno. Avete voglia di parlare, di raccontare qualcosa? Sì. Grandi ragazzi, no, perché delle volte devo tirare le parole con la pinza perché davanti alle telecamere si blocca tutto. Spero che invece voi riuscite a capire che in tanti vi stanno ascoltando, perché siamo una trasmissione veramente molto attenta ai problemi, ma soprattutto con tanti telespettatori e telespettatrici che potrebbero essere i vostri familiari, i vostri nonni, i vostri fratelli, i vostri amici. Perciò sentiremo anche da voi cosa ne pensate. Allora io partirei proprio, se me lo concede, lo so che c'è una donna, però io vorrei anche iniziare da Francesco Stinà. Francesco, cosa dici di quello che ho detto io? Forse vi ascoltano poco, avete tante cose da dire, se vi danno il gioco che vi piace diventate dei creativi. E come vedi la scuola? Prego Francesco. Buongiorno a tutti. Sì, no, mi trovo molto d'accordo e credo che quello che noi facciamo sia un esempio da un'idea di Gabriella Chiellino da 2 anni, siamo alla seconda edizione. Nelle scuole del Veneto e del Friuli Venezia Giulia c'è la possibilità di partecipare a questo concorso di ecologia integrale, vinto quest'anno e anche l'anno scorso dall'Istituto Salesiano di Mestre, ed è un po' la dimostrazione di quello che diceva lei, che appena i ragazzi hanno un'opportunità in cui si possono mettere in gioco e in cui possono dimostrare di saper fare, di aver appreso quello che gli viene insegnato tutti i giorni dai docenti e da tutti gli educatori che poi incontrano nel loro percorso, quando hanno queste opportunità e queste occasioni non se le fanno scappare e poi ce lo racconteranno anche i ragazzi, creano dei progetti, delle idee innovative, fantastiche, che devono per forza di cose venire anche dai più giovani, perché appunto siamo creativi, perché abbiamo delle barriere in meno talvolta e abbiamo più voglia di novità, e quindi è sicuramente vero lasciare un po' di libertà e dare l'opportunità e le occasioni di mettere in mostra e di far giocare, se così si può dire, a un gioco che ci piace e che piace ai ragazzi. Un altro ragazzo, vediamo chi parte. Dai veloci ragazzi, tanto vi ascolto tutti, vai. Vai, parto io. Chi sei? Sì, è stato un bel progetto. Presentati. Cosa? Presentati. Ah, ok, allora io sono Marco Cattelan e sono uno studente, appunto un alunno della classe terza C, e ho fatto parte di questo progetto, un bel progetto, ci sono state molte sì, esatto, molte sfide, molte difficoltà,
però siamo riusciti a portare a termine una bella cosa tutti insieme. Un altro ragazzo? Sono io, Giovanni Secchi, e anche io sono stato quello che ho cercato di coinvolgere tutti, di unire tutti i puntini, tutti i vari gruppi che avevano vari compiti, e ci sono state difficoltà e ho anche gioie, alcune volte gioie, altre volte difficoltà nel coinvolgere tutti, però poi dopo, quando si arriva a un risultato, tutti vogliono fare parte di questo progetto, vogliono far parte di questo progetto fatto, di questa avventura. Però come in ogni progetto bisogna tenere conto dei pro e dei contro. Mi piace molto quello che hai detto, bisogna intrigarli, però bisogna che ci sia uno che parte, e se non c'è quello che parte non si va da nessuna parte, non c'è niente da fare, bisogna sempre che uno prenda l'iniziativa e cerchi di veramente coinvolgere, ma se questa iniziativa è intrigante loro ci sono e rispondono. Un altro ragazzo? Parlo io. Sono Lorenzo, anch'io studente assieme ai miei compagni della terza ITT. E sì, per fare questo progetto ci siamo basati appunto su un problema che abbiamo notato, cioè l'autostrada, e ci siamo basati proprio sull'autostrada per creare, anche se è un progetto piccolo, ma si riesce a ottenere un risultato grande. Un altro ragazzo? Buongiorno, sono Davide Aleotti, studente anch'io del San Marco di terza C. Ho partecipato anch'io a questo progetto e cosa posso dire? È stato un lavoro di squadra sicuramente importante. Il nostro slogan da cui nasce anche questo progetto è "il piccolo è importante", e questo ci fa capire che tante piccole parti messe insieme alla fine formano grandi cose. Questo è importante sia a scuola sia nella vita di tutti i giorni. Ma la che parte bravi più che importante siete. infatti è stata proprio lavorare in squadra tutti assieme come classe. Esatto. Ma che bravi che siete. Professore, complimenti, lo dico anche alla coordinatrice, al coordinatore, che ci sono questi, ma avete sentito come hanno parlato, avete sentito come hanno spiegato? Andiamo a vedere il video e poi lo commentiamo sia con la coordinatrice che col professore. Andiamo a vedere il video. Il piccolo è bello, il piccolo è efficace. È nei gesti semplici, nei sogni condivisi, che nasce il cambiamento. È attraverso l'impegno concreto, nelle comunità, nei quartieri, nei territori, che si costruisce una società più giusta. Abbiamo immaginato una strada diversa, una strada che non consuma, ma dona, che raccoglie luce, vento e acqua, che restituisce energia, armonia, speranza. Abbiamo calcolato, pensato, costruito. Abbiamo creduto nel futuro e lo abbiamo reso visibile nel nostro progetto, nel nostro modellino, nel nostro sogno. Non serve essere grandi per fare la differenza, serve crederci, serve iniziare. Serve iniziare. Allora sentiamo cosa dice Ludovica Tabaro, questa coordinatrice che parla con loro, che li ascolta, che progettano insieme. Piccolo e bello, mi piace tantissimo. Qualcuno ha cercato di deviare invece il grandissimo e bello. Noi invece come Italia siamo tanti, eravamo tanti piccoli,
però che hanno portato il paese alla quarta potenza mondiale. Poi sono arrivati i grandi e siamo all'ultimo posto, o penultimo. Allora, prego Tabaro, come può aver sentito anche questi ragazzi, cosa dice? Certo, Tanto sì. complimenti. Grazie. Lo slogan di questo progetto, il piccolo e bello, è proprio l'elemento fondamentale che vogliamo trasmettere con questo concorso, quindi con anche la partecipazione, invitando non solo alle scuole locali, ma estendere l'invito anche a tutti a partecipare al concorso ecologica, perché da piccoli progetti, da degli elementi che possono coinvolgere appunto gli studenti, le studentesse, si riesce poi a dare degli spunti concreti anche per qualcosa che può fare la differenza. È l'importante di dare un insegnamento ai giovani anche per provare a fare qualcosa di differente rispetto a quello che può essere la lezione scolastica standard, perché si mettono in gioco, riescono a provare, a sperimentare, a dare sfogo a delle idee che magari generalmente non possono essere sviluppate, e quindi riescono ad avere questa motivazione in più, che poi può essere anche appunto data dal premio finale che viene ricevuto, per a portare a termine un progetto che vada poi chissà abbia anche uno sviluppo per essere realizzato. Quindi l'ideale adesso è dare quanto più visibilità a questi ragazzi, alle loro idee, ai progetti che fanno e a quello che può diventare chissà magari anche concreto un giorno. Professor Garofalo, cosa ne pensa, come commenta questa scuola che cambia, sì, la didattica, ma voglio anche qualcos'altro, voglio essere intrigato, voglio creare qualcosa, dammi la possibilità. Prego, professore. Buongiorno, sono il collega Carraro del professor Garofalo. Ah, ok. Ho seguito anche io, ho aiutato i ragazzi anche perché sono coordinatore della classe. Comunque no, devo dire che ho notato un ottimo lavoro di squadra, cosa che non sempre è scontata, perché quando hanno saputo dividersi i compiti, perché qui hanno dovuto analizzare la parte idraulica, hanno visto che cos'è una ruota idraulica, hanno visto le turbine eoliche, l'impianto elettrico, quindi si sono suddivisi in autonomia gli incarichi, chi faceva le ricerche, chi faceva i conti, e sono giunti ad avere sia un prototipo finale, e anche con dei conti, non è solo un'idea, hanno fatto anche tutta una serie di conti. Da questo punto di vista, insegnando meccanica, io sono molto soddisfatto, non solo del risultato ottenuto, ma anche di come siamo riusciti a integrare il progetto nella didattica, perché ha permeato le lezioni per un bel periodo questo progetto, a livello trasversale, tecnologia, meccanica, sistemi, quindi ha creato un pacchetto completo, una visione a 360 gradi che è ottima per il mondo di oggi e del lavoro. Professor Carraro, io sento molti anche imprenditori che dicono sì, arrivano col titolo di studio, ma poi li metti a lavorare e non riescono a fare niente perché non hanno manualità. È vero, non è vero, ma di sicuro non è colpa loro. Questo va detto, non è per forza che dobbiamo incolpare loro che non hanno manualità, però mi sembra che qualcosa si sta muovendo, e lo vedo specialmente con quelle figure di docenti, di insegnanti giovani, ma questo lo vedo anche nel mondo del volontariato. Ecco, questo modo di vedere il ragazzo in maniera diversa, di capire le opportunità che posso avere se loro mi lasciano a esprimermi, magari anche sbagliando, però posso cercare di capire cosa c'è dentro di me. Cosa dice professor Carraro? Sì, allora, il discorso dei ragazzi che escono dalla scuola e le aziende dicono non sanno fare niente, ammetto che personalmente in certi ambiti lo riconosco anche io, sia a livello delle scuole dell'obbligo e delle superiori, sia a livello universitario. Ci deve essere un po' più di interazione tra mondo accademico e mondo del lavoro. Noi ci stiamo lavorando, anche perché un lavoro del genere permette non solo di avere la teoria, se no io avrei dovuto fare una lezione classica, le turbine eoliche, le turbine idrauliche e via. Invece qui se la sono anche disegnata, hanno fatto il disegno 3D, stampa 3D, e quindi questo va a integrare, crea un'abilità sia mentale ma anche manuale, che è fondamentale al giorno d'oggi. Molto chiaro, grazie. Allora andiamo a salutare anche
questa donna che sta cercando di capire anche questi problemi che ci sono, Orietta Daldan, con questi disturbi alimentari, e i ragazzi mangiano male, non sanno mangiare, e soprattutto non riescono a capire delle volte come fare, i percorsi anche alimentari da fare. Non è che all'interno della scuola ci sia tanta esperienza per questo, e soprattutto coinvolgerli. Ecco, io penso che le mense, i menù dovrebbero essere fatti da loro, ad esempio, che sono bravissimi, per capire anche cosa vogliono, cosa mangiano, cosa dicono, ma soprattutto poi la paura di guardarsi allo specchio e di non vedere quello che a tua immagine vorresti che fosse. Cosa sta succedendo, Orietta? Chi è che guarda questi ragazzi, che li capisce prima di arrivare al punto di entrare in queste comunità, per capire che il percorso magari può essere diverso anche nel cibo, nell'alimentazione? Allora, diciamo che l'aspetto fisico e il cibo sono l'ultimo tassello di un percorso molto più pesante per quanto riguarda i ragazzi, nel senso che noi solitamente abbiamo l'abitudine di etichettare un ragazzo con disturbi alimentari semplicemente guardando il fisico o guardando quello che mangia. In realtà il fisico e quello che mangia è la richiesta di aiuto che i ragazzi hanno, che è inevitabile perché è una cosa tangibile, per un malessere che hanno dentro di loro e che sfocia proprio in un disturbo alimentare, un malessere che può essere un attacco di panico, un attacco d'ansia, una depressione, un disturbo ossessivo compulsivo. Quindi io credo che bisogna partire da qui, togliere questa etichetta pensando che il disturbo alimentare sia semplicemente qualcosa legato al cibo. Posso dire che nella mia esperienza come presidente dell'associazione ADAO sottolineo che la maggior parte dei ragazzi che hanno un disturbo alimentare sono ragazzi normopeso, quindi che all'apparenza non hanno nessuna problematica fisica. In realtà anche la selezione di determinati cibi oppure semplicemente la fobia di determinati cibi è un disturbo alimentare che, come ripeto, è l'ultimo tassello, è la famosa punta dell'iceberg che noi vediamo, ma che in realtà nasconde sotto di sé qualcosa di molto più profondo e molto più radicato. Non dimentichiamoci che i disturbi alimentari sono ancora a oggi la seconda causa di morte tra i giovani dopo gli incidenti stradali, se non addirittura per quanto riguarda l'anoressia sono arrivati al pari degli incidenti stradali. Presidente, l'età che voi notate che iniziano questi disturbi? Allora, in questi ultimi anni l'insorgenza dei disturbi alimentari è passata da 14, 15, 16 anni abbiamo dei casi anche di 8-9 anni, quindi c'è veramente un grido d'allarme da parte di questi ragazzi che probabilmente, vivendo attraverso questo strumento meraviglioso che è il telefono, la tecnologia, fanno fatica ad esprimere quello che sono. Benvengano progetti come quello illustrato dal professore, dagli alunni, benvengano quei progetti tangibili in cui i ragazzi si mettono in gioco e che li obbligano in qualche maniera anche ad avere un contatto tra di loro. Ecco, diciamo che l'insorgenza è preoccupante. Noi abbiamo dei casi di ragazze e ragazzi, perché ricordo sempre che non ha una distinzione di genere il disturbo alimentare, che arrivano a 8, 9, 10 anni. Allora iniziamo ad ascoltare ancora i ragazzi. Allora parti, Francesco, vai. Cosa dici? Quello che hai sentito è un'altra cosa, però vi riguarda sempre. Mettiamo assieme un po' di cose questa mattina, vai. Certo, no, è sicuramente un tema delicatissimo su cui quindi bisogna anche andarci cauti, specialmente se non si è esperti come la Presidente, e su cui mi sento di dire però è una cosa che deve riguardare tutti gli educatori, non può essere una cosa che va lasciata solo agli esperti che se ne occupino loro, ma è una cosa che riguarda un po' tutte le persone che poi interagiscono direttamente con i ragazzi, quindi i genitori sicuramente, ma anche insegnanti, per non parlare del mondo sportivo che ha sicuramente una responsabilità enorme in tema di alimentazione. I ragazzi oggi fanno, mi sembra, sempre più sport, ben venga questo, e
ben venga che all'interno delle società sportive o qualsiasi sport si faccia si promuova anche una cultura del cibo e dell'alimentazione sana che è sicuramente importantissima. Tu come mangi? Io ho sempre fatto sport e su questo anche la mia vita sportiva mi ha aiutato, non ho mai avuto qualcuno che dicesse cosa e come mangiare, però magari qualcuno che potesse dare delle linee guida, ma al di là di quello personalmente mangio in maniera regolata, insomma provo a variare la mia alimentazione, ma è un tema su cui i ragazzi vanno educati, su cui bisogna aiutarli, ecco. Sentiamo gli altri ragazzi, dai ragazzi, partite. Chi parte? Sì, poi qualcosa sull'alimentazione. Allora io sono sempre stato uno che mangia tanto, diciamo. Ho sempre avuto la passione per il cibo, quindi magari alle elementari, medie mi piaceva essere uno che mangiava tanto, però durante questi anni ho iniziato a seguire diete, comunque a essere una persona molto sportiva e molto diciamo severa sull'alimentazione, perché è anche parte del corpo e parte di tutta la vita. Prego, avanti. Secondo me l'alimentazione è una delle cose più importanti, e oltre a fare infatti attività fisica, che purtroppo io non faccio, secondo me l'alimentazione è una delle cose più importanti e dovrebbe essere molto, molto controllata. Chi tocca? Io ho scoperto che l'alimentazione influisce molto sulla salute delle persone, poi parlando da nuotatore, ecco, credo che ci si debba prestare particolarmente attenzione, sì. Io invece sì, sto attento a come mangio, però non avendo particolari problemi, anche se mangio un po' di più. Per me varia tanto anche in base alla persona, quindi al proprio metabolismo, quindi bisogna farsi magari se si può seguire, se si ha dei problemi, e varia anche in base all'età, quindi comunque è tutto abbastanza variabile. Ovvio, bisogna preferire cibi sani e sani senza troppe calorie o grassi. Bravi, io vi invito tutte le mattine. Non so se siete così bravi, ma io vi invito tutte le mattine perché, guardate, io dico che dobbiamo ascoltarvi di più. Voi avete le idee chiare, non c'è niente. Avete sentito, ma ne avete sentite? Guarda che non sono preparate le domande. Non è che ho dato il compitino a casa e sono arrivati qua con le risposte. Allora andiamo a vedere il secondo video, poi lo commentiamo con la Tabaro e anche col professore. Il futuro del pianeta è una responsabilità condivisa. Ma la Terra, la nostra casa, non può più aspettare. I cambiamenti climatici, le disuguaglianze sociali, l'inquinamento, le crisi energetiche dimostrano il suo malessere profondo. E ogni giorno possiamo decidere se ascoltarlo o ignorarlo. C'è un modo nuovo di guardare al mondo. Si chiama ecologia integrale. Ecologia integrale vuol dire non separare ciò che è connesso: ambiente, persone, economia, relazioni, cultura e spiritualità. Da questa visione e ambiente, il movimento Laudato Si e The Economy of Francesco danno vita al concorso Ecologica, una visione che unisce persone, imprese, scuole, comunità. Ecologica è il primo concorso di ecologia integrale in Italia aperto alle scuole secondarie di secondo grado e di formazione professionale. I partecipanti progettano e costruiscono un mondo più giusto e sostenibile. Per dare risposte concrete a sfide reali come clima, energia, acqua, turismo, intelligenza artificiale. L'idea può essere sviluppata con un'app, un video, un prototipo o un progetto. Un'esperienza formativa, ispirante, concreta per sviluppare un mindset etico e consapevole. Tra i premi del concorso, viaggi esperienziali e l'incontro e la visita di alcune aziende partner che rendono concreti i principi della sostenibilità. Il
Concorso Ecologica è una chiamata, un invito ad agire con coraggio e immaginazione, per il pianeta, per le persone, per allenarsi a cambiare il mondo. Cerca il progetto sui social cercando ecologica.concorso o scopri di più su www.concorsoecologica.it. Allora, sentiamo anche Ludovica Tabaro, questa rappresentante dei studenti per questo premio, questa eccellenza. Cosa ne pensa? Quanto bisogna puntare anche su queste iniziative, su questi progetti? Come ha detto anche la Presidente Daldà, è una cosa veramente essenziale per loro. Il mondo sta cambiando, sta correndo, loro riescono a capire questa tecnologia che ha fatto passi da gigante. Il problema è che abbiamo la scienza e la ricerca, specialmente la ricerca, dove si investe ancora poco. Per fortuna che ci sono i privati, dico io qualche volta, non so questi ragazzi quanti progetti potrebbero portare a termine. Cosa ne pensa? Sì, questo concorso nasce da un'esigenza concreta, che è quella di allenarsi appunto a cambiare il mondo, e quindi cercare una soluzione che possa dare una proposta concreta per un problema che esiste, che riguarda il nostro pianeta, e quindi si invita a dare agli ragazzi e alle ragazze dei nuovi stimoli, e quindi questo approccio che permette a loro di valutare, vedere da altre prospettive l'ambiente scolastico, ma anche il professore che si approccia con questi studenti gli permette di avere un ascolto diverso degli studenti, e quindi dare un'attenzione differente, perché non è più l'approccio frontale, ma è un approccio anche che riguarda lavoro in gruppo, e c'è una differenziazione del progetto, che quindi non è più il metodo di insegnamento standard, e quindi questo permette sia ai ragazzi di dare nuove idee, nuovi stimoli, ma anche di dare delle risposte concrete. Quindi diciamo unisce due soluzioni, due proposte, che è quella dal punto di vista del mondo, quindi allenarsi a cambiare il mondo, ma anche l'insegnamento per portare delle soluzioni concrete. E la cosa importante è che poi il premio effettivo, il premio conclusivo del concorso, perché si vuole cercare di dare un premio a quanti più studenti possibili, sono tutti dei viaggi esperienziali per consentire a tutti di vivere un'esperienza legata all'ecologia integrale, perché appunto il concorso Ecologica si collega ai principi dell'ecologia integrale, e in questo modo anche gli studenti possono vivere a pieno, a 360 gradi, cosa si intende con ecologia integrale. In questo caso gli studenti dell'Istituto San Marco di Mestre sono i vincitori del premio Eccellenza, e parteciperanno all'evento globale di The Economy of Francesco a Roma, che li vedrà partecipare dal 28 al 30 di novembre a incontri legati a queste tematiche dell'ecologia integrale. Vediamo anche le foto, intanto queste immagini importanti. Io avrei il piacere di vedere i ragazzi nella cattedra e i professori seduti davanti che ascoltano, ecco, diventare loro studenti e i ragazzi professori. Poi io sono convinta che se li ascoltiamo sempre c'è qualcosa da imparare anche da loro, delle loro esperienze, dei loro vissuti, il perché faccio questo, da dove parto. Professore Carraro, cosa dice? Non ho sentito, scusi. Mi sente, professore? Cosa dice? I ragazzi della cattedra e i professori seduti davanti, studenti? Qualche volta. Ah, ok, sempre, adesso si sente, sì, grazie. No, quello è stato l'aspetto chiave di tutto il progetto, cioè dare degli input, perché è ovvio che loro in classe non erano abbandonati a se stessi, lasciare loro lavorare, produrre un risultato e dopo ascoltare l'esposizione, che è stata anche ottima dal punto di vista del discorso, della logica con cui hanno esposto tutto quanto. E trovo che sia fondamentale anche sensibilizzarli sui temi non tanto solo dei cambiamenti climatici, quanto dell'inquinamento. Oggi noi sentiamo solo parlare di CO2, ma la CO2 è solo un gas climalterante. Il problema è l'inquinamento dell'acqua,
che loro hanno studiato, perché l'acqua che si raccoglie dalla tangenziale non è un'acqua pulita, va filtrata. Gli inquinamenti sono le microplastiche, sversamenti illeciti, quello è il vero inquinamento sul quale dobbiamo stare attenti e sul quale dobbiamo cercare alternative. E loro si sono impegnati su questo, è stato veramente soddisfacente. Guardi, ieri abbiamo avuto proprio una rappresentante delle mamme No PFAS e abbiamo sentito veramente delle cose incredibili. Io penso che però questi ragazzi, io ho avuto una studentessa e ha detto: guarda Mirella, noi siamo ottimisti perché il futuro ce l'avremo in mano noi. Sarà difficile, però un passo alla volta ce la faremo. Perciò capisce, professore, lo dico anche alla professoressa Tabaro, che questi ragazzi hanno le idee chiare su quello che vogliono e l'hanno dimostrato. L'ambiente, la sostenibilità, di questo parla. Chi è che scende nelle piazze per difendere questo? Vedete i diversamente giovani che tanto brontolano, tanto criticano, faranno anche degli atti delle volte anche molto forti, ma cosa devono fare per farsi ascoltare? Cioè io mi chiedo, ma cosa devono fare? Qualche politico, che chiamo politicante, parla di nucleare, io ho gli esperti che dicono lasciamo perdere perché non se ne parlerà, ecco, chissà fra quanto, adesso è impossibile. Capite che i messaggi che arrivano a questa fragilità che sta cercando di crescere nella migliore dei modi, anche aiutandosi da solo, grazie però poi, come dice il professor Carraro, a un contenitore che è la scuola, dove tu puoi trovare degli insegnanti, dei dirigenti che capiscono il problema e che lasciano spazio a questi giovani. Ecco, Lorenzo, cosa ne dice? Partiamo da Lorenzo. Lorenzo, cosa ne dici tu? Secondo me partire da dei passi piccoli è molto più importante che partire da un progetto grande che non sempre si riesce a portare alla fine, quindi partire da dei passi più piccoli, pensare a dei passi concreti da fare è la cosa più importante da fare e che può coinvolgere anche appunto noi ragazzi, che il mondo è il nostro futuro e dobbiamo portarlo noi e tenere cura della nostra casa dove abitiamo. Dai ragazzi, facciamo il giro, veloci, vai. Sì, condivido con Lorenzo, cioè noi bisogna tanto pensare per noi stessi, per la nostra comunità, per la nostra località e poi cercare di portare un esempio, se si è fatto qualcosa di positivo, ad altri per poterla replicare come quello che abbiamo fatto noi. Pensiamo che sia una roba che coinvolge la nostra comunità, perché abbiamo pensato a noi prima di tutto come esempio, per poi replicarla, per poi poterla portare in altre situazioni, in altri contesti. Ascolta, è stato così difficile per te coinvolgere questi ragazzi? Perché ho cercato di far capire l'importanza anche di quello che stavo dicendo. È proprio così? Oppure se c'è qualcosa che vi interessa, sono molto attenti, intrigati, è stato più facile di quello che pensavi? No, è facile e quando si mette davanti un progetto difficilmente, a meno che non se la si prende troppo sotto gamba o sia un progetto troppo banale, però quando si vuole fare un progetto comunque non super complicato, ma comunque anche se è un progetto piccolo lo si vuole fare per bene, bisogna impegnarsi, comunque ci saranno sempre difficoltà, soprattutto quando si lavora in tanti, come in team. Andiamo avanti? Sì. Prego. Io ero molto incerto sulla riuscita di questo progetto, perché diciamo che all'inizio io non mi sono messo molto in gioco, però facendo piccoli passi, appunto, come ha detto Lorenzo, un piccolo passo può portare a avere sempre, diciamo, il risultato sempre più vicino e alla fine vedi come i risultati portano veramente alla riuscita di tutto, anche se questo progetto è una cosa molto grande, all'inizio era veramente una cosa molto piccola e cioè sembrava quasi irraggiungibile, però con l'unione di tutta la nostra classe, insomma, siamo riusciti a portare a termine una bella cosa. Perciò questo ti porterà in futuro anche ad essere anche più vicino, se ti si
fa capire l'importanza di un progetto che verrà realizzato, non sarai così riluttante, chissà se ci riuscirò, ma se la partenza è questa, cosa dici? La prossima volta dirai subito di sì, ti intrigherà sempre di più. Esatto, sì. Infatti mi sono promesso di mettermi in gioco subito la prossima volta e dare il 200% subito, così posso vedere veramente ciò che posso fare e ciò che viene fuori da subito. Finiamo il giro? Beh, io invece posso dire che per quanto mi riguarda, per quanto ho visto, non è stato una cosa molto semplice, cioè come primo progetto rendere autosufficiente la tangenziale di Mestre dal punto di vista energetico è stata una bella sfida, però sì, lavorando in squadra passo per passo, poco alla volta, alla fine ci siamo riusciti e siamo riusciti ad ottenere i risultati che volevamo. E questo fa vedere che possiamo raggiungere anche risultati alti. Serve solo impegno e tanta determinazione. Allora adesso andiamo a vedere, grazie ragazzi, bravi, andiamo a vedere questo video invece che ha portato la Presidente Daldan, molto bello, anche con un nome molto bello, Coloriamoci di lilla. Andiamo a sentire e a vedere. Presidente Daldan, ho sentito la parola trasformazione. Il mio corpo si trasforma, non lo riconosco più, ma anche la mia mente si trasforma ed è là che devo lavorare per trovare un percorso corretto, perché il corpo segue la mia mente, quello che io penso, quello che io vorrei essere e che non sono, non vedo mai abbastanza quello che vorrei essere. Quanto impegnativo ma con seri professionisti deve essere fatto questo percorso? Perché vede, Presidente Daldan, io vedo spesso molti, e lo chiedo anche poi ai professori che ho qui ospiti questa mattina, poi anche ai ragazzi, vedo molte persone che si occupano di tutto, però vedo pochi che sanno veramente di quello che si occupano, perché purtroppo i numeri non sono a nostro favore. Allora, se io insegno e faccio sport anche all'asilo, anche alle elementari, devo avere dei professionisti. Cioè non può essere la maestra che si impegna a diventare esperta di attività motoria. E questi bambini seguono quello che fortunatamente qualcuno insegna, ma non è questo il metodo.
E non può essere che all'interno della scuola si inizia la quinta elementare a fare sport, oppure a discrezione delle maestre d'asilo, che se non ci fossero delle volte dovremmo inventarle. Perché capite che questi ragazzi sono delle spugne e man mano che crescono forse nei percorsi giusti sono come le piantine, tu le devi annaffiare, se si storge da piccola metti subito il paletto perché cresca dritta. Ecco, Presidente Daldan, ma chi è che mette questi paletti, che capisce veramente il disagio? Perché io vedo delle volte i genitori che si accorgono quando ormai il ragazzo entra in comunità, entra nella struttura, ma prima ma è esaurito, ma è l'età, ma gli passerà. Cioè questo, non tutti per carità, però questi genitori molto superficiali, infatti vediamo cosa sta succedendo a quei ragazzi che non hanno la fortuna di avere la famiglia nel senso proprio buono della famiglia, avere dei genitori autorevoli, non autoritari. Capisce che noi stiamo dando una mazzata a questi ragazzi, già ne abbiamo pochi, che se non li accompagniamo nella maniera giusta e con giusti professionisti, quello che riescono a vedere, i messaggi che arrivano sono deleteri. Prego, Presidente Daldan. Allora, diciamo che noi sosteniamo come associazioni di genitori da sempre che i primi intercettori di questa malattia sono proprio insegnanti, educatori, allenatori, e non perché i genitori sono disattenti o perché i genitori non prestano sufficiente attenzione, perché è una malattia molto subdola che può essere intercettata solo nel confronto con gli altri. Quindi chi ha a casa una persona che soffre di disturbo alimentare solitamente ha un termine di paragone solo ed esclusivamente con questa persona, che coincide il più delle volte con l'età adolescenziale, per cui c'è il rifiuto del dialogo col genitore, c'è il momento di arrabbiatura, c'è la chiusura in se stesso, quindi diventano delle situazioni che il genitore fa fatica a decifrare, ma che giustamente mette nel percorso di trasformazione del ragazzo da bambino ad adulto, quindi nella fase adolescenziale. Invece chi ha i ragazzi sott'occhio tutto il giorno sono proprio gli insegnanti, gli educatori e gli allenatori, che hanno la possibilità di vedere il cambiamento di un alunno in classe nel contesto degli altri alunni. Quindi l'alunno che mangia e subito dopo se ne va in bagno, oppure l'alunno che sminuzza il cibo, l'alunno che non fa merenda. È una cosa che, noi lo diciamo da sempre, può essere intercettata proprio da questi professionisti. E cosa devono fare questi professionisti per riuscire poi ad essere positivamente incisivi nel percorso di guarigione? Devono prepararsi, devono partecipare a dei corsi. Noi per esempio come associazione abbiamo concluso da poco un corso di 4 incontri di 3 ore ciascuna con gli allenatori della provincia di Pordenone, ma ne facciamo anche altri, oppure semplicemente anche contattandoci come associazioni in modo tale da vedere se c'è del materiale dove poter formarsi, perché come c'è scritto nel video, tante volte noi tendiamo a ghettizzare questo problema, quindi ad appiccicare delle etichette attraverso delle frasi che non hanno senso, perché è una malattia talmente complessa che non può essere lasciata così alla cura o comunque all'attenzione di chi si improvvisa. Bisogna veramente prepararsi e soprattutto avere le frasi giuste e le attenzioni giuste per essere una fonte concreta nel percorso di guarigione, che poi tra l'altro è lunghissimo purtroppo. Molto chiara, grazie Presidente. Sentiamo cosa dice la professoressa Tabaro. Ecco, questi argomenti sembrano lontani tra loro, meccanica, sostenibilità e alimentazione, ma poi c'è il filo di Arianna che unisce tutto, non c'è niente da fare, là si arriva alla natura, si arriva là, come siamo creati, perché sono così. Ecco, questo disturbo compulsivo ossessivo che diceva la Presidente, io sto seguendo una ragazza che ha questo disturbo,
È una cosa incredibile, Presidente. Io capisco le sue parole, quanta fatica fa a vivere questa ragazza dal mattino alla sera con questo disturbo che la tormenta, eppure è un corpo bellissimo, non manca niente, ha un lavoro, ma lei è nata così, cosa ci può fare? Ha bisogno di professionisti seri. Non è semplice, Presidente, non è semplice. Sentiamo Tavaro cosa dice. Professoressa. Sì, come ha detto la Presidente, la scuola è tutto in questo caso. La scuola, lo sport, le attività che occupano gli studenti e le studentesse al di fuori del tempo scolastico sono il momento principale per vedere, per insegnare altre cose e riescono a trasmettere anche altre tipologie di insegnamenti. Purtroppo adesso i genitori, le figure dei genitori sono molto sono impegnati a lavoro, quindi non è più come una volta che magari c'era il genitore a casa che seguiva i propri figli. Quindi il tempo che viene dedicato all'esterno deve essere un tempo dedicato con dei professionisti o comunque con delle persone che siano attente e che riescano a vedere anche oltre all'approccio che si ha con la persona, ma l'ascolto, la vista, sviluppare quante più attenzioni possibile. Quindi è importante sì che ci siano professionisti qualificati, ma allo stesso tempo informati su tutte quelle che possono essere le esigenze. Allora iniziamo con Francesco. Allora, Francesco, quello che hai sentito, quello che hai visto, poi andiamo anche in pubblicità perché ho forato, ma è talmente bello sentirvi, vedo che a casa non passo il centralino perché sennò non ascoltiamo i ragazzi, noi vogliamo ascoltare loro questa mattina, noi siamo in ascolto. Cosa dici Francesco? Io mi trovo molto d'accordo con la Presidente Daldan quando dice che quando parla dell'ascolto effettivamente tutti gli educatori sono portati ad ascoltare, a osservare bene i comportamenti dei ragazzi che hanno l'opportunità di passarci del tempo. E è altrettanto vero che è necessario formarsi, informarsi perché è una tematica delicatissima su cui se non si è preparati rischia di essere dannoso intervenire. E però la chiamata all'intervento deve esserci. Io sono anche capo scout e avere a che fare con i ragazzi ci porta tutti quanti a seguire dei percorsi che ci formino su determinate tematiche e saper guardare questi ragazzi, saperli osservare e avere l'occasione di vederli in altri contesti diversi da quello scolastico o da quello familiare in cui magari si hanno dei paletti ancora un po' più fissi, però questo comporta delle responsabilità molto, molto importanti perché poi i loro bisogni vengono prima di tutto il resto e le loro necessità anche, e noi dobbiamo essere capaci di vederli e di saperli aiutare e accompagnare. Bravo Francesco. Allora vediamo se riusciamo a sentire Rinaldo, ma velocissimo Rinaldo. No, non c'è. Pubblicità. Entriamo un'altra volta nel tema molto importante, ecco, con questi ragazzi. Allora iniziamo dai Lorenzo. Allora aveva iniziato Francesco, tu cosa dici di quello che hai sentito, anche le parole di Francesco? Prego Lorenzo. Sul tema dell'alimentazione sicuramente non è una cosa da prendere sotto gamba. E sicuramente va controllata, per i ragazzi va controllata dai genitori e è molto importante fare sport e fare attività fisica. Va bene, andiamo avanti, facciamo il giro. Sì, ci vuole dopo scuola, comunque secondo me è importante fare delle attività fisiche, delle attività extradidattiche che così diminuisce anche lo stress e per me avere meno stress può anche comportare avere anche, secondo me, meno disturbi alimentari, ti mette meno alla vita sedentaria e così avere anche un corpo in forma e
e senza, magari se sei a casa da solo, senza niente da fare, e magari ti fai la merenda, che però poi se hai un metabolismo lento può portarti a aumentare qualche chilo, che magari per alcuni non va bene o non gli piace. Andiamo avanti? Sì, io penso che comunque è una cosa da tenere d'occhio, anche perché magari una persona non mostra veramente quello che c'è, il proprio disturbo, quindi è anche una cosa difficile da vedere e anche da capire, proprio penso nei bambini. Quindi sta un po' anche agli adulti a guardare molto il proprio bambino, se fa merenda a scuola, se mangia tutto, se mangia le cose a scuola, e di tenere d'occhio appunto sta roba, perché è molto importante. Finiamo il giro? Esatto, concordo anch'io con i miei compagni e aggiungo che sì, l'attività fisica è una cosa importante, sia a livello fisico sia per gestire lo stress, ed è una cosa che fa benissimo a tutte le età, quindi sì, è da fare assolutamente, non è da sottovalutare la cosa. Professor Carano, cosa dice di questi ragazzi che sono intrigati anche dall'argomento che io gli ho posto questa mattina, che non è l'argomento che magari loro si aspettavano, però li abbiamo messi assieme perché si parla di sostenibilità e io penso che questi ragazzi devono essere sostenuti dalla comunità. Loro hanno parlato anche di comunità, hanno parlato di socializzazione, hanno parlato di squadra, quante cose hanno detto questi ragazzi in così poco tempo. Mi intriga l'argomento e rispondo, e non sono preparati. Hanno fatto un tema senza errori, professor Carano, prego. Sì, assolutamente. Noi stiamo fornendo tanti input sia dal punto di vista della scuola, e poi oggi voi appunto avete proposto questo argomento sul quale loro non hanno lavorato, loro hanno lavorato su altro, però appunto dalle risposte che danno vuol dire che è un tema che li tocca. E beh, certo, l'alimentazione ci tocca a tutti quanti nella vita dei giorni, però deve essere anche un'alimentazione sostenibile, anche su quello quindi deve essere fatta educazione. Io ho la fortuna di avere a casa mia mamma, cucina bene in maniera equilibrata, non tutti hanno questa fortuna. E questo, il disagio alimentare, a volte nasce proprio da questo, quando non ci sono degli ordini, delle regole all'interno della giornata. Invece qui si denota che loro sono ben seguiti, e quindi è soddisfacente. Allora Lorenzo, cos'è l'intelligenza artificiale per te, e soprattutto abbinare la parola etica all'intelligenza artificiale? Cosa ne pensi? Prego Lorenzo. Beh, allora, secondo me l'intelligenza artificiale può essere sì uno strumento che può aiutare molto i giovani oggi nello studio, però è anche una cosa da tenere d'occhio, perché può diventare pericolosa in certi casi. Facciamo il giro, vai. Beh sì, l'intelligenza artificiale, come molti dicono, ci potrà aiutare molto, soprattutto nel futuro, soprattutto anche nel nostro settore, che è quello della meccatronica, dell'impiantistica. L'importante è non sovrapporre l'importanza dell'uomo, cioè l'uomo deve avere sempre il potere rispetto ai strumenti come quelli dell'intelligenza artificiale. Sì, l'intelligenza artificiale la vedo più come una cosa da tenere d'occhio, perché appunto ci sono vari modi per usarla, può essere molto utile nel svolgere alcuni compiti anche magari che richiedono più persone, quindi può svolgere un compito che magari richiede 3 persone, però magari non abusarne, come appunto tanti ragazzi fanno, a svolgere dei compiti appunto dati da fare a scuola, che appunto servono per la formazione personale. Secondo la mia opinione personale, l'intelligenza artificiale è una tecnologia ancora in prova, in fase di miglioramento, perché aiuta molto, sì, però ho potuto vedere proprio in prima persona durante questo lavoro, durante questo progetto, che non è precisa, quindi bisogna fare attenzione, non bisogna assolutamente fidarsi ciecamente dell'intelligenza artificiale, perché è vero che la tecnologia aiuta, però tante volte può essere usata anche contro di noi, quindi sì, esatto, bisogna fare attenzione a come la si usa. Francesco?
Durante questo concorso sono stati presentati diversi progetti, alcuni con tema principale proprio l'intelligenza artificiale. E è sicuramente vero che è uno strumento in fase di evoluzione, che sta migliorando, ma l'intelligenza artificiale ovviamente non è solo ChatGPT, sono un sacco di altre sfaccettature, e durante la presentazione di questi progetti abbiamo potuto vedere proprio anche alcuni aspetti straordinari, cioè l'applicazione in agricoltura, la possibilità di riconoscere tantissime cose che porterebbero sicuramente a un miglioramento, a un'efficienza strepitosa. È altresì vero che è uno strumento appunto che non conosciamo ancora così bene, che va imparato a conoscere, su cui bisognerà informarsi anche su questo, e bisognerà educare poi anche le future generazioni su uno strumento così potente, perché poi fa parte della nostra vita e diventerà sempre più parte della nostra vita in ogni suo aspetto. Allora andiamo a vedere anche le foto che ha portato la professoressa Tabaro, anche per far capire questo premio, ma soprattutto, prof, io ho avuto un'altra professoressa, un'altra insegnante, la quale ha detto: io non do più i compiti a casa, proprio non li do più, perché tanto se li fanno con l'intelligenza artificiale e questo non va assolutamente bene, perciò ho deciso di non dare più compiti a casa. Lei è d'accordo e cosa dice? Allora, il compito a casa è importante perché comunque aiuta a dare delle responsabilità allo studente e a portare a termine un compito. Chiaramente il fatto che ad oggi ci sia l'intelligenza artificiale è un rischio perché è quasi scontato che lo studente vada a utilizzare anche gli strumenti di intelligenza artificiale. Anche perché è difficile da scoprire, però, diceva la professoressa, non è che riesci a capire se l'ha operato o meno. Esatto. Sicuramente andare a lavorare sulla creatività e quindi cercare di individuare un compito che è un po' alternativo rispetto a quello standard di trascrivere un qualcosa piuttosto che fare un elaborato. Cercare delle nuove idee, dare delle nuove proposte può essere sicuramente uno stimolo aggiuntivo e una sfida maggiore per lo studente, che deve motivarlo in modo personale, quindi non è più l'intelligenza artificiale che dà una proposta, ma va a svilupparlo. In questo caso adesso stiamo vedendo le foto della giornata di premiazione. Tanti studenti durante la giornata, erano circa 250 studenti e studentesse, hanno presentato i propri elaborati, e quindi in questo caso... Finalmente che vedo delle foto che mi piacciono con loro. Complimenti. Ecco, queste sono le foto che vorrei vedere, i video sempre. Prego, prof. Hanno presentato i loro elaborati dovendo anche raccontare a voce, quindi con una presentazione davanti a tutta la platea, che a volte può anche dare un po' di emozione perché non sei più dietro uno schermo, un computer a parlare. E quindi hanno portato anche concretamente i propri elaborati, e quindi una cosa reale non si può fare totalmente con l'intelligenza artificiale. Sì, c'è la stampa 3D, però bisogna dare un input, uno sforzo in più e un aiuto che serve dare con l'intelligenza umana, non quella artificiale, per completare il tutto e dare dei nuovi spunti per portare un nuovo futuro sostenibile in questo caso. Professor Carraro, cosa dice di questi ragazzi? Ecco, poi vorrei sentire quanto erano emozionati a presentare questo progetto, ecco, questo premio importante, però finalmente li vediamo, professor Carraro. E ogni volta che mandano i video dico: ma scusi, i ragazzi dove sono? Ci sono? Prego, professor Carraro. Sì, l'emozione c'era e si sentiva, però devo dire, ero lì che ho ascoltato la presentazione ed è stata veramente fluida e sciolta. Si vedeva che ci avevano lavorato, che dietro non c'era l'intelligenza artificiale, o meglio, c'è stata come supporto, come strumento, una guida, un aiuto. Certo, mi facilita una ricerca in internet, però si sente subito quando uno parla. Infatti a me piace interrogare, perché quando uno parla senti subito se ha afferrato i concetti e li ha fatti propri oppure no, e loro devo dire che è stato proprio così con loro. Allora andiamo a vedere questo video, cosa sono i disturbi alimentari, poi li commentiamo e poi è finita l'ora, è volata, salutiamo i ragazzi. Andiamo a vedere cosa sono i disturbi alimentari.
Oggi ci troviamo in questa bellissima piazza che ospita il mercato settimanale. Perché siamo qui? Perché oggi è la giornata del fiocchetto lilla, il simbolo dei disturbi alimentari. La giornata del fiocchetto lilla è voluto per aiutarci a comprendere il problema dei disturbi alimentari e farci capire che sono malattie che possono colpire chiunque, indipendentemente dall'età, dal sesso e dal proprio background culturale. Ma vogliamo andare oltre, vogliamo comprendere e capire quanto sono conosciute dalle persone queste malattie e quindi ci apprestiamo ad intervistare alcuni passanti. Buongiorno signora, mi perdoni se la blocco, siamo di Teleconsulta Noi. Le vorremmo fare alcune domande riguardo i disturbi alimentari, possiamo? No, non mi interessa, non compro niente, grazie, arrivederci. Volevamo chiedere se lei conosce a che cosa ci riferiamo quando parliamo di disturbi alimentari. Disturbi alimentari, parliamo delle anoressiche, no? Parliamo di persone colpite da anoressia, ma non solo. Ha mai sentito parlare di bulimia, binge eating disorder? Ne avevate mai sentito parlare? Sinceramente in questi termini no. Quindi uno ingurgita di tutto di più e poi vomita o cose simili, ma non lo fa per attirare un po' l'attenzione. Se volete possiamo approfondire l'argomento. Magari un'altra volta, grazie. Grazie a voi. Ha mai sentito parlare della giornata del fiocchetto lilla? Fiocchetto lilla? Conosco quello rosso per la violenza sulle donne. Certo. Poi c'è quello blu per l'autismo e fiocchetto lilla. Fiocchetto lilla, ma siamo in televisione? Certo, siamo Teleconsulta Noi. Ha mai sentito parlare di binge eating disorder oppure di ortoressia o vigoressia? Non mi ricordo, non so. Che cosa le viene in mente se le dico anoressia? Anoressia, una ragazza che vuole a tutti i costi fare la modella, quindi per essere magra non mangia. Per esempio, lei si è mai chiesto quanti sono i giovani che soffrono di disturbi alimentari? No, sinceramente no. Ma guardi, io credo che se uno vuole può uscire da questa malattia, no? È solo una questione di volontà. Lei non crede? Troppa ignoranza su queste patologie, troppa superficialità, troppa convinzione che chi ne soffre lo faccia solo per apparire o perché non ha forza di volontà. Vediamo di fare un po' di chiarezza. Essere ammalato di disturbi del comportamento alimentare non vuol dire solo ciò che vediamo fisicamente in una persona, ma ciò che la persona percepisce di sé e tutto il malessere che questo tipo di patologie porta con sé. Le stime delle persone affette da disturbi del comportamento alimentare sono altissime. Coinvolgono oltre 55 milioni di persone nel mondo, di cui 3 milioni in Italia. L'età di insorgenza di queste patologie si è abbassata spostandosi dai 14-15 anni ai 10-11 anni. E non dobbiamo dimenticare che queste patologie rimangono la seconda causa di morte tra i giovani dopo gli incidenti stradali. Curarsi è un percorso lungo e doloroso che coinvolge tutta la famiglia. Per questo è necessario il sostegno di tutti: scuola, associazioni sportive, gruppi parrocchiali, gruppi giovanili. È necessario informarsi per imparare che chi soffre di disturbi del comportamento alimentare ha bisogno anche di te. Presidente D'Aldà, intanto la ringrazio per quello che è riuscita a farci vedere questa mattina, a questa informazione che non c'è, abbiamo sentito le interviste
e soprattutto che tutti quanti dobbiamo fare squadra per aiutarci, non c'è niente da fare. Io sono convinta, Presidente Daldan, che anche nel mondo del volontariato siamo troppi divisi, troppi campanili, quelli più alti, quelli più piccoli, invece dovremmo parlare tutti assieme, capire chi siamo, cosa facciamo e cosa vogliamo dire, perché se tutti facciamo tutto poi alla fine sentiamo questi risultati che la gente non sa, non conosce. Allora io la ringrazio. Come ci saluta, Presidente? Niente, vi saluto invitandovi a venire a vederci durante i numerosi incontri che noi teniamo. Abbiamo una pagina Facebook, ADAO Friuli ODV. Inoltre noi siamo legati con altre 20 associazioni in tutta Italia e facciamo parte dell'associazione di secondo livello che si chiama Consulta Noi. Teleconsulta Noi era un gioco proprio perché questo video è andato a livello nazionale in tutte le regioni, come tutti gli altri video che noi produciamo ogni anno per la giornata del fiocchetto lilla. E vi invitiamo a chiedere soprattutto aiuto quando avete un minimo sospetto che un vostro caro soffra di un disturbo alimentare o quando voi stessi avete un minimo sospetto che c'è qualcosa che non va. Grazie Presidente, devo correre perché ho tanti ospiti da salutare, lo so che arriva dopo la mia voce ma devo correre. Grazie veramente Presidente Daldama, ci sentiremo perché devo dirle una cosa, perciò la chiamerò. Allora sentiamo i ragazzi, ragazzi come ci salutate? Allora partiamo da Lorenzo, dai Lorenzo, vai, cosa ne pensi di questa mattinata, di quello che hai sentito, che hai visto, siamo riusciti a intrigarvi, vai Lorenzo. Abbiamo toccato vari argomenti anche che non avevamo affrontato, al di là del progetto, molto curiosi e che andrebbero sicuramente approfonditi anche magari a scuola, con delle attività extrascolastiche. Sì, è stata un po' una sorpresa, comunque è stato bello variare da un argomento come quello nostro a quello dei disturbi alimentari, un po' anche per esprimere le proprie opinioni a freddo. Sì, questa mattinata è stata molto interessante, dai, ho imparato cose nuove e non c'è nessun giorno in cui non puoi imparare qualcosa di nuovo, quindi mi è piaciuto. Sì, ho trovato anch'io il tutto molto interessante e speriamo di essere riusciti anche a portare un po' di consapevolezza verso l'ecologia anche agli altri. Grazie ragazzi, veramente sono veramente contenta di avervi avuto ospiti, spero che ritorniate perché mi fa molto piacere ascoltare. Professore, come ci saluta? Per salutarvi intanto vi ringrazio per aver dato visibilità a questo progetto, a questo concorso e aver dato modo ai nostri studenti anche di esprimere Vediamo le foto di quella regia, così intanto che parlo rivediamo anche le foto del premio. Prego professore. Sì, appunto, vi ringrazio perché non è da tutti dare spazio a questi argomenti. Oggi si corre sempre, si parla di tante cose, ma di sostenibilità ambientale e di educazione alimentare sono due temi che sì, se ne parla, ma sempre in maniera superficiale. Quindi degli approfondimenti così sono sempre ottimi e ben graditi. Grazie a lei professore, sentiamo come ci saluta Francesco. Anch'io vi ringrazio per aver dato spazio a questi due temi interessanti, l'educazione, i disturbi alimentari e la sostenibilità, e invito ragazzi e insegnanti a iscriversi, a contattarci per il concorso ecologica che avrà la sua terza edizione, e quindi invito ragazzi, docenti, presidi e tutti coloro che hanno a che fare con le scuole a contattarci perché, come raccontato dai ragazzi e dal professor Carraro, è un'opportunità interessante che mette in gioco i ragazzi e che aiuta anche la didattica, questa didattica interdisciplinare di cui tanto si parla, a diventare qualcosa di concreto e reale. Professoressa? Anch'io, dopo aver ascoltato anche questa mattinata la Presidente Daldan, posso dire che quanto ha dimostrato anche lei l'importanza della scuola, degli insegnamenti, di quanto i nuovi stimoli siano importanti, quindi invito tutti a iscriversi alla terza edizione del concorso ecologica, il concorso di ecologia integrale,
per allenarsi a cambiare il mondo, e quindi tutte le scuole, tutti i docenti, iscrivetevi. Dove si trovano le informazioni, lo diciamo? Cercate Concorso Ecologica con la K su internet, e il contatto eventualmente è ufficio stampa @concorsoecologica.it. Lo ripetiamo? Sì, ufficio stampa @concorsoecologica con la K.it. Vi aspettiamo numerosi, cercate anche sui social, cercate il nostro sito, e speriamo di vedervi in tanti alla prossima edizione. Grazie a tutti questi ospiti, bravissimi, complimenti. Pubblicità. Sveglia fratelli, tiriamo giù corpi da questi letti, ma non è una giornata con più prospetti, non te lo aspetti. Navighiamo nello stesso mare, viviamo nella stessa barca. Guardiamo la notte, la stessa alba, la stessa risposta, siamo ad aspettare. Dobbiamo aspettare, non moriamo adesso, non moriamo sai. I veri amici non esistono mai, i veri fratelli te li fai qua 24 ore sulla stessa stanza, aspettando che l'ultima a morire sia la speranza. Passano i giorni, passano i mesi, passano gli anni. Le celle sono riflettive, le guardie sembrano cattive. Il tuo cuore è spezzato a metà, ti manca l'affetto di mamma e papà. 4 pareti, una speranza, 1000 sentimenti, pianti rinchiosi e silenziosi su questi letti. Scusate mamme, delle lacrime perdute, poiché tutti i ricordi sono diventate ferite. 4 pareti, una speranza, 1000 sentimenti, pianti rinchiusi e silenziosi su questi letti. Scusate mamme, delle lacrime perdute, poiché tutti i ricordi sono diventate ferite. Chiusi dietro i cancelli, vogliamo essere liberi come pipistrelli. Volare, volare, volare lassù mentre guardi giù. Uscire la notte, guardare il buio sotto le stelle. Sognare una vita migliore fuori da ste celle. Primo pezzo che ecco qua, tu ancora fermo all'aldilà. Tutto il giorno ste carte da gioco, il mio cervello se ne va a fuoco. Mi sembra di essere il mago del blocco, ma io non sono uno che scrocco. Questa vita è una partita, aspetta un po', non è ancora finita. Adesso devo passare la parola a Rinaldo prima di passare a altre ospiti meravigliose, un'associazione importantissima, la Prima Pietra. Vai Rinaldo! Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. E grazie di aver aspettato Rinaldo, ma hai visto questa mattina? Bene, Mirella, era proprio una bella trasmissione. Grazie. Fatta per i fiori, bellissima. Vieni dai fiori ancora. Vai Rinaldo! Ciao Mirella. Ho capito tutto, vai. Una bella trasmissione per questi ragazzi, che mi pare, non che vada bene, ancora meglio, però bisogna innanzitutto su quello che è il mangiare. Non possiamo fare niente neanche. Ormai con la globalizzazione il mangiare non è più stagionale. Mangiamo quello che vuole i commercianti, i grandi commercianti terrieri che fa quello che vogliono di roba. Una volta faceva 2 raccolti all'anno, gliene fa 6 adesso. E butta di tutto per sto mangiare. Non c'è più il gusto su quella roba, Mirella. Ti lo dico mica, sono nato nella frutta e nella verdura. E purtroppo è roba autoctona, non c'è più. Con quello che avevamo qua neanche mi ha detto, di frutta, verdura, avevamo delle eccellenze che non c'è più. Mica quando compriamo il frutaiolo delle volte perché non ne vedo più, va bene. Non riesco a comprare niente. È una roba che viene dal Marocco, che viene da tutti i paesi del mondo. Ma qua in Italia i nostri contadini, quando chi coltiva,
i suoi metodi, in più si sa controllare, noi che butta porcarie per far crescere la roba, ed è quasi genuine, va bene, e certo qualcosa per chi è metà. Tanto è vero, un contadino, quando che ha messo un antibiologico, un antichero, bisogna che metta via perché vi invece cosa che ha buttato. Dall'altra parte del mondo non è vero. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti, ma sei stato chiaro, ti ringrazio anche di aver aspettato della telefonata. Tanti ospiti questa mattina, ma è giusto anche sentire quello che c'è nel territorio, quello che fanno, come Vanna Boscato, questa donna che se non ci fosse dovremmo inventarla, questa presidente che sta cercando di dare un aiuto enorme con questa associazione La Prima Pietra, che assieme anche un'altra ragazza, una giovane volontaria, Giovanna Denoni, che ci parlerà e sentiremo anche lei perché è diventata volontaria, cosa dicono i giovani, avete sentito quanto bravi. Allora, Presidente Boscato, grazie intanto di essere qui, complimenti soprattutto per quello che fai, che quello che ogni volta ci fai vedere con questa associazione. Senti Vanna, cos'è che ti preoccupa di più in questo momento? Innanzitutto grazie dell'invito e ci tengo a dire che non sono la Presidente, sono solo responsabile dell'area esterna della nostra associazione. Che cosa mi preoccupa di più? Che i ragazzi non sono visti, che il mondo degli adulti sta viaggiando verso orizzonti personali, verso sempre questa ricchezza, verso il successo e non prendiamo per mano i ragazzi. Questo è quello che io vedo e anche ci tengo di più. Invece il mondo dei ragazzi è un mondo bellissimo, ci sono tanti ragazzi in gamba, una è qua al mio fianco e tanti ragazzi che hanno voglia di fare. Purtroppo emergono i ragazzi che sbagliano, i ragazzi che hanno difficoltà, che hanno problemi. Però non sono la maggioranza e se seguiti e se presi per mano e se visti, i ragazzi forse cambiano. Allora, perché Mirella l'ha chiamata Presidente? Come chiamo dottori e dottoresse le persone che vengono ospiti, indipendentemente se lo sono o non lo sono? Perché lei è una Presidente, sarà anche responsabile, ma per Mirella è una delle presidenti che hanno fatto grande il nostro territorio, in silenzio, lavorando con umiltà, serietà, ma cercando di dare realmente un contributo veramente importante per far diventare questa associazione un'associazione veramente fondamentale per l'aiuto al diverso, al fragile, a quello che non ha ascolto. Cosa dici Giovanna? Sbaglio a chiamarla Presidente, questa donna meravigliosa? No, ha pienamente ragione, se non ci fosse una Vanna come lei dovremmo veramente inventarla. È un punto fondamentale per la nostra associazione. Perché sei diventata volontaria di questa associazione La Prima Pietra? Cos'è per te La Prima Pietra, Giovanna? Allora, io studio criminologia e quindi durante il secondo anno ho cercato un modo per entrare all'interno di questo mondo ancora prima che questo diventasse un mio lavoro e ho trovato La Prima Pietra scovando su internet e ormai è un anno che faccio parte della Prima Pietra e ne sono felicissima perché sono riuscita a conoscere il mondo della detenzione e delle persone che ci sono dietro questo mondo e ancora prima che diventasse un mio lavoro e avendo la certezza che è un mondo che mi appartiene e quindi ne sono onorata per questo. Senti Giovanna, quando hai deciso di intraprendere questo percorso, un percorso anche educativo, un percorso che deve molto far riflettere, capire, ecco, entrare nella profondità dell'animo, capire il perché, quando hai iniziato? Beh, credo che io sia stata un po' influenzata dalla mia nonna, che sempre con lei guardavo Chi l'ha visto, rimanevamo sempre attive su cosa succedeva in Italia, il mondo del crimine. È un mondo che affascina sia me e lei e che aumenta ancora di più il nostro legame. Con e la quindi, nonna? Sì. Pensate che bella questa cosa, ma soprattutto
Cosa vedi in questi giovani che hanno alzato e cercano di alzare sempre di più l'asticella con dei comportamenti incredibilmente aggressivi, pericolosissimi, soprattutto anche per se stessi, perché loro sanno che sono piccoli e perciò qual è il problema, però non sanno, perché pochi glielo dicono, che a un certo momento tu paghi tutto quello che hai fatto quando arrivi ai 18 anni. Ecco, poi il conto lo fai alla fine. Non c'è questa informazione, loro pensano di farla liscia, di passarla liscia, pensano di tenere in mano la situazione, ma questo dimostra la fragilità. Io ho sentito una mamma, che è anche un'educatrice, che suo figlio era stato bullizzato da questo ragazzo che ha ucciso l'altro giorno questo suo compagno, che ha detto: io ho parlato con questo ragazzo, era quello che ha bullizzato, è quello che ha bullizzato mio figlio, io penso che questo ragazzo si doveva salvare, si doveva prendere prima, ecco, e portarlo a fare dei percorsi educativi diversi, forse non sarebbe finito così. Cosa ne pensi, Giovanna? Il problema è proprio che la giustizia in sé è molto lenta e occorre salvare prima questi ragazzi, perché c'è un modo per salvarli, ma noi come società, gli adulti, devono farlo prima che succeda quello che purtroppo al giorno d'oggi sta diventando all'ordine del giorno e sta sconvolgendo l'opinione pubblica. Quindi bisogna intervenire prima, e intervenendo prima sicuramente si può, non dico eliminare, ma sicuramente ridurre questo problema che sta diventando purtroppo all'ordine del giorno. Allora, Vanna, tu che sai di quello che parlo, che tocchi con mano, tanti progetti vengono presentati, anche io li ho visti, progetti molto validi, però la risposta è: non c'è la possibilità economica di sviluppare questi progetti. Anche io guardo attorno e dico: ma questo me la sta raccontando in una maniera che non è vera, perché come dice giustamente Giovanna, il problema sta diventando importante. Cominciamo a sentir parlare di zone rosse in tutte le città. Quando fanno la zona rossa capisci che c'è un problema grave, anche se io continuo a dire, Giovanna, non so, ma voglio sentire anche Vanna, che non è così pericolosa la mia città, che poi io debba uscire e stare con le antenne alte e cercare di capire dove mi trovo e cosa vedo è un altro discorso. Ma dire che Treviso è diventata proibitiva nel passeggiare, nel camminare, perché? Perché questi 3-4 ragazzi riescono a tenere in pugno i sindaci, le forze dell'ordine, e automaticamente il messaggio che arriva: stai attento a uscire perché ci sono questi. Cosa vuoi dire, Vanna? Qui l'argomento è molto molto ampio. Io ho una nipote che fa la prima superiore e lei preferisce non prendere, per esempio, il pullman alla stazione dei treni, ma lo prende prima, e questo è già una chiara forma di lettura. Però perché si deve paralizzare una città, un paese per qualche ragazzo? Che come mai questi progetti non hanno successo e sono sviluppati realmente? Ecco, io continuo a pensare e a dire che è un compito di tutta la società, di tutta la comunità. Ognuno di noi, soprattutto adulti, siamo educatori, educhiamo. Allora arriviamo a quei ragazzi. È vero, una delle piaghe della nostra società, il fallimento di un ragazzo, lo vediamo quando non frequenta più la scuola. Mollano la scuola, mollano lo sport, hanno solo 15 anni, 16 anni, perciò devono fare altro. Un ragazzo non sta fermo. Ecco, è lì che noi dobbiamo intervenire, è sulle famiglie, è sulla scuola. La scuola deve essere una fonte di cultura, sì, è indispensabile, ma è anche formatrice. Allora, secondo me, dobbiamo un po' tutti avere la volontà di cambiare. Io spero nel tempo possa succedere che i mass media, le trasmissioni come la tua, che ti ringrazio perché tu vai proprio nel profondo, portino questo tipo di cambiamento.
perché anche guardare certe trasmissioni che bombardano, che vanno avanti mesi, anni a parlare di un reato, a scagliarsi contro, ecco, lavoriamo invece sulla prevenzione, arriviamo prima, tutti però. E la tua trasmissione, che lo sta già facendo come altre, potrebbe essere proprio la vera, perdonami questa parola un po', propaganda del bene. È quello che cerco di fare invitando i bravi ragazzi. Questi sono i bravi ragazzi, quelli che io invito, che non sono quelli che vediamo, ma questi non sono cattivi ragazzi, sono ragazzi che hanno perso il lume della ragione. Perché? Perché la droga gira a naso, avete sentito cosa hanno sequestrato, è di sopra di ogni sospetto, poi da gente che non si conosce. L'alcol gira a iosa, anche se qualcuno continua a dire che non è vero che i ragazzi bevono, beh io non so, è la verità. Ma soprattutto, Giovanna, quello che a me interessa è di unire le forze per fermare questi ragazzi. E chi può farlo? Il mondo del volontariato. Mondo del volontariato che ha 1000 risorse fisiche, anche diciamo strumentali, perché abbiamo degli strumenti importanti, però non ce lo lasciano fare, perché ci sono i protocolli, questi protocolli molto rigidi, mettono la privacy, mettono tante cose, però non risolvono il problema. Il protocollo non mi risolve il problema, il protocollo non mi dà sicurezza. Chi è che mi dà sicurezza? Il volontario. Quando lo vedo unito, lo vedo anche alle sagre, alle manifestazioni, io non vedo tutto questo caos quando ci sono questi bei programmi, avvenimenti dove c'è tantissima gente. Voi vedete rarissime volte succede qualcosa. Perché? Perché hanno paura. Ecco che il bullo ha paura, perché si vede osservato, ecco, sa che se fa qualcosa immediatamente qualcuno lo prende e perciò si ferma. Cercano di isolarsi, andare nella vietta, nella piazzetta, ma non si può. Perché fanno questo? Dire che la città è insicura e che loro sono diventati i padroni della città. Ma vi rendete conto che dobbiamo mettere le forze dell'ordine per fermare? Cosa saranno? 20, 30 Vanna? Perché guardate che non sono di più, perché avete sentito, quando sentite, sono gli stessi, si conoscono. Allora Giovanna, anche tu cosa diresti? Tu che sai di cosa si parla, quanto pericoloso è, perché poi lo perdiamo questo ragazzo, non lo recuperiamo più se non lo prendiamo all'inizio. Cosa vuoi dire, Giovanna? Sì, che bisogna intervenire subito appena si viene a conoscenza di queste cose, anche perché si parla di ragazzi giovani e quindi recuperare un ragazzo giovane è ancora più semplice di un adulto, perché sono ancora in fase evolutiva, quindi stabilire delle regole, dei principi che purtroppo per circostanze familiari e così via non hanno, è importante intervenire subito, e questo è un qualcosa che sì possiamo fare noi volontari, ma noi siamo una piccola realtà, siamo volontari, occorre un intervento da parte degli organi superiori. Allora salutiamo anche Alima, attrice associativa. Alima, grazie di essere qui, arrivate in ritardo. Alima, non so se ha seguito qualcosa, ma soprattutto il mondo dei giovani con questa voglia di emergere, di visibilità. E quale maniera più bella diventare attore, ecco, di cinema, di teatro, diventare protagonista. Abbiamo di creativi, li abbiamo sentiti, Alima. Cosa dici? Cosa si potrebbe fare per aiutare questi ragazzi? Io sono convinta che la cultura, l'arte, la bellezza li possa aiutare più di una punizione. Ecco, io sono convinta, sbaglierò, ma conoscendo i soggetti, se li porti dove c'è tutte queste cose messe assieme, loro stanno zitti, guardano incantati, magari non hanno neppure mai visto, perché nessuno si è mai preoccupato di far vedere loro l'arte, la bellezza, imparare la cultura. Cosa dici, Alima? Buongiorno, buongiorno. Anzitutto vi ringrazio di aver... Io ho sentito poco, non ho sentito tanto, però io direi, come lei ha detto, la responsabilità inizia da casa, dai genitori, poi la scuola,
poi viene il resto. Per me sono d'accordissimo con il fatto che questi ragazzi hanno bisogno di una mano. Io ho sentito le ospiti con lei che fanno volontariato. Io una di quelle che fanno il volontariato. Chi fa il volontariato intanto è una persona sensibile, è una persona umana, perché dà il suo tempo, il suo cuore e la sua vita al prossimo. Quindi questi ragazzi hanno bisogno diciamo di qualche luogo in cui possono esprimere le loro hobby, tipo il canto, il cinema, il teatro e varie cose. Quindi dobbiamo metterci tutti, dobbiamo essere solidari per aiutare questi ragazzi a non fare, come ha detto, questi disastri in giro. Senti Halima, ma non è che anche voi vi sentite, tu vieni dal Marocco, io ho Abdallah Perzaghi, anzi domenica ci sarà questo bellissimo festival, domenica 25, ecco questo festival fantastico che fa capire la storia, la cultura, le tradizioni, ecco queste etichette, perché quando senti è stato un marocchino, l'ha violentato un marocchino, il marocchino è stato... Non vi sentite un po' etichettati? Perché venite veramente molto individuati in questo, o sbaglio Halima? Infatti questa cosa a noi ci dà, non dico ci dà fastidio, però ci fa stare male perché dicono la parola marocchino a tutti i paesi del Maghreb, sia tunisino si chiama marocchino, algerino si chiama marocchino, libanese si chiama marocchino, perché tutti i 5 paesi marocchini in generale, ma proprio non si dice il Marocco o Tunisia e questo. A questa cosa a noi un po' ci fa arrabbiare, perché all'inizio senti è un marocchino che ha combinato qualcosa, poi alla fine esce che non è un marocchino, è un tunisino e ci fa stare molto male, no? Quindi io direi che noi siamo più di 400.000 marocchini residenti in Italia, siamo tutti lavoratori, grandi lavoratori, abbiamo anche imprenditori, abbiamo giornalisti, abbiamo avvocati, abbiamo ingegneri, quindi in mezzo a questi 400.000 oltre 400.000 marocchini residenti in Italia, 99% sono lavorano, no? E con questo lavoro creano una ricchezza sia al proprio paese sia al paese che ci ospita. Quindi noi stiamo facendo di tutto di salvare quel 1% di questi ragazzi che vanno in giro, ed è per quello che grazie al presidente del Festival Italo-Marocchino Tadreji Abdallah, con questo festival noi ospitiamo in questa edizione dei bravi ragazzi e dei bravissimi ragazzi, comunque per dare un esempio alle altre. Molto chiara Halima. Senti Ivan, quello che mi rammarica è che purtroppo non riesco a capire perché noi, specialmente qui nel territorio, nel profondo no, viviamo di etichette. E mi spiego, nel senso, se un ragazzo dà una bustina di droga diventa subito uno spacciatore, se una persona ruba qualcosa anche per la prima volta è subito un ladro, una persona che fa magari un atto anche un po' provocatorio diventa un delinquente. Non è che invece dobbiamo iniziare a parlare di persone, perché noi continuiamo a dividere uomo, donna, bambino, bambina, bravo e cattivo, invece di parlare di persone che hanno bisogno di un aiuto, che non hanno la fortuna magari di avere una famiglia tradizionale con dei genitori autorevoli, non autoritari, di crescere nella maniera giusta, perché i soldi sono pochi, ho un banco solidale, so cosa dico, e vedo questi ragazzi che si vergognano quando la mamma li accompagna a prendere la borsa, chi non si vergognerebbe? Però grazie anche all'ambiente all'interno della provincia, questo bellissimo posto che io chiamo la Reggia di Versailles,
nella un po' di intimità, un po' di riservatezza loro arrivano e la prima volta fanno fatica, ma come entrano io li faccio diventare assieme alla mia squadra volontari immediatamente, li intrigo, gli dico dai prepara tu la borsa alla mamma, sai anche tu cosa vuoi mangiare, e loro non se l'aspettano. Ma come? Cosa faccio adesso? Dove vado? Dai, prendi il carrello, vai al supermercato qualche volta. No, vai. Allora inizia. Cioè, li intrighi. Quando gli intrighi loro si dimenticano della povertà, della depressione, ecco, della vergogna che hanno provato. Cosa dici? Forse dobbiamo proprio iniziare a fare questo, mettersi assieme, aiutare questi ragazzi che molti non vogliono. A me arrivano dei ragazzi che altre associazioni non li vogliono perché hanno le etichette. Prego, Vanna. Hai aperto anche qua, veramente hai spalancato un portone. Abbiamo fatto vedere all'inizio il video sul pregiudizio. Ecco, è proprio questo che attanaglia i ragazzini di oggi. Io ero convinta che certi stereotipi fossero superati, che fossero appartenenti ancora a noi adulti che non abbiamo sconfitto certi muri. E invece mi sto rendendo conto che c'è molta insofferenza e molti pregiudizi. Ti porto un esempio, questo non per scagionare l'italiano ben pensante, ma proprio per dare una chiara idea dei ragazzi oggi quanti pregiudizi hanno. Eravamo con una scuola, con il progetto Voci di Fuori, Voci di Dentro, dentro all'istituto penale per minori e ogni volta, per ogni classe che entra, porta un personaggio aderente a quello che svolgono nella giornata. Quel giorno c'era una Dark Queen. Lui era vestito... Spiega cos'è, perché magari le nonne a casa non sanno cos'è il Dark Queen o la Dark Queen. Sì, allora è una persona, può essere maschio, può essere femmina, che per lavoro si veste al contrario, diciamo, no? Se è maschio da femmina e fanno degli spettacoli veri e propri. E loro lo hanno visto, era vestito da maschio, aveva anche la barba, dalle unghie. Probabilmente rifarsi le unghie magari diventa un po' impegnativo e bene, io ho visto un pregiudizio, ma proprio un rifiuto totale per questo ragazzo, che è stato bravissimo perché poi lui ha portato avanti la sua ideologia, l'ha spiegata, ha raccolto anche frasi che erano insomma non buone, e dei ragazzi sono usciti da dove eravamo e io sono uscita con loro. E purtroppo, e parlo dei ragazzi marocchini, questo lo dico, assolutamente non potevano neanche guardare quell'immagine. Perciò io dico, il pregiudizio è proprio a macchia d'olio. Non c'è italiano, marocchino, albanese. Purtroppo il pregiudizio è una delle situazioni che noi dobbiamo smuovere. Allora, quello che hai detto è proprio vero, però vorrei sentire Giovanna, ma noi siamo nati col pregiudizio, forse voi un po' meno, ma noi con tanto pregiudizio. Voi riuscite perché siete più illuminati, ecco, avete la mente molto più aperta. Quello che io vedo però che i bambini sono così, come voi adesso, una parte di questi giovani. Loro non vedono il colore della pelle diverso quando giocano assieme. Anche se non parlano la stessa lingua, loro giocano assieme tranquillamente. È poi l'ambiente dove tu cresci che ti fa diventare diverso, nel bene e nel male. Cosa ne pensi, Giovanna? Sì, è la società stessa che propone il pregiudizio e gli stereotipi. I bambini sono innocenti, come ha detto benissimo lei, non notano alcuna differenza e è proprio la famiglia, il luogo in cui cresci, che ti deve insegnare che non ci sono differenze e che siamo tutti uguali, ed è un aspetto importantissimo, soprattutto in questo ambito da insegnare. Allora sentiamo anche cosa
dice Halima cosa ne pensi? Dobbiamo crescere tutti assieme, incontrarsi molto di più. Questo festival che io ringrazio sempre Abdallah, che per me non è un amico, è come un fratello, lo dico veramente, sono tanti anni che collaboriamo assieme, ma vedo che quando viene in trasmissione anche le telefonate che arrivano hanno piacere di vederlo, di sentirlo, questa pacatezza con il quale si esprime. È stato il primo ad avere la cittadinanza italiana dove regnava Gentilini, lo sceriffo, e lui lo diceva sempre. Ecco, perciò vuol dire che la semina era stata fatta, aveva diritto a questo. Come vedi la situazione? Adesso ci sono anche questi referendum, qualcuno dice non bisogna andare a votare, altri dicono bisogna andare. Io penso che indipendentemente dal sì, del no, tu devi andare a votare. Ecco, io sono convinta, lo dico tutte le mattine, non ho problemi di dirlo, perché il voto è quello che ti dà la forza di dire anch'io ho provato a cambiare. Poi non puoi lamentarti se non dai il voto, ognuno decide di votare quello che vuole, ma il voto è fondamentale. Io non posso sentire una politica che dice non andate al voto, astenetevi, perché questa cosa non li riguarda o può far loro del male. Ecco, noi dobbiamo capire che abbiamo il 50% di elettori che non vanno a votare, di persone che non vanno a votare. Questo è un grave problema, perché, come ripeto, dopo non lamentatevi se le cose non vanno nel verso giusto, perché tutti dobbiamo fare squadra e cercare di dare, ognuno come la pensa, indipendentemente come la pensa, ci mancherebbe, però andare al voto, questa arma che abbiamo la possibilità di avere, ecco, dobbiamo sfruttarla bene, dobbiamo capire. Cosa dici, Halima? Sì, sono d'accordo con lei, perché da questo momento io lancio un appello a tutti i miei paesani residenti in Italia di andare assolutamente a votare, E poi torno alla domanda che ha detto per le culture diverse. Io ringrazio il Khazraji Abdallah, che da 11 anni che sta facendo questo festival, lo fa proprio per scambio di cultura. Così questo scambio di cultura 100% unisce le culture e poi unisce anche le persone. Ad esempio, parlando della pelle scura, la pelle chiara, io ho una figlia che ha sofferto molto perché aveva la pelle un po' scuretta, quindi le ragazze a scuola sempre li prendevano in giro e lei tornava ogni giorno a casa: mamma, perché io sono scura, perché io devo sempre mettere la maglia lunga, per così va tranquilla a scuola. Ma come abbiamo detto, questa cultura e questo pregiudizio viene dalla famiglia, perché se io ho una figlia che mi torna dalla scuola e mi dice: guarda che ho preso in giro la marocchina a scuola, io dovevo dirle: non si fa così, siamo tutti uguali, siamo tutti esseri umani. È solo che uno è nato in un paese dove c'è il sole dalla mattina alla sera, è ovvio che viene fuori un po' scuretto dalla pelle, e un altro che viene dall'Italia. Ma sai, Lima, mi fa anche ridere, perché quelli che criticano poi sono quelli che quando vanno al mare vogliono diventare neri. Sono quelli, no, ma io l'ho detto ancora, non c'è mica un problema dire ste robe. Cioè, sono quelli proprio che poi si spalmano, si fanno i raggi per diventare scuri. Sandra da Padova, poi continuiamo, vai Sandra. Ciao Mirella e buongiorno agli ospiti. Io, come ho già spiegato altre volte, io ho molti amici marocchini, poi uno fa il barbiere che l'altro è laureato. Cioè il Marocco è, diciamo, un'isola felice perché è democratica, ammette che una persona vada vestita sia col velo sia senza. E al di là di questo, poi volevo dire alla dottoressa che hai a fianco, la signora, secondo me non è un pregiudizio il discorso dei drag queen. Io ho visto degli spettacoli, sono stupendi perché c'è una bravura, però bisogna anche mettere in conto che le culture islamiche non è che sono molto d'accordo sull'omosessualità, o che poi può essere omosessuale anche no,
Purtroppo le culture sono belle, la conoscenza delle culture sono belle, però purtroppo noi abbiamo un altro modo di pensare. Poi che ci sia la bambina, i bambini sono cattivi, lo sappiamo, io lo so per esperienza personale quando ero piccola alle elementari, io non sono scura ma non c'entra niente, è proprio un discorso che le persone, io non credo che sia un discorso di colore della pelle, io credo che invece sia tutte le cose che vedi ai telegiornali, ste violenze, è chiaro che poi pagano le persone oneste, perché il tunisino che lavora o il marocchino che lavora, che si comporta bene, il mazzo prendono sempre la razza. Grazie Sandra, poi, sentiamo come risponde, devo correre purtroppo. Giovanna, come rispondi a Sandra e anche quello che ha detto Halima? Sì, che sicuramente ci sia anche il fattore della cultura, perché sono culture diverse, ma dovrebbero anche saper accogliere queste nel caso della drag queen, quindi non denigrarla, ma ascoltare quello che ha da dire anche lei, come si ascolta tutti, e non prenderla in giro o fare commenti negativi nei suoi confronti, anche se c'è una cultura che non li accetta magari. Secondo te, Giovanna, siamo ancora un po' indietro per Vanna Fae, però io sono convinta che voi siete molto più avanti di quello che pensiamo, forse dovremmo ascoltarvi di più. Io penso sempre a quell'insegnante, quell'uomo che si sentiva donna, che ha cercato in tutte le maniere di reprimere, era sposato, aveva figli, poi a un certo momento non ce l'ha fatta più. Viveva in questa roulotte e lui ha deciso di vestirsi da donna. E dove è andato? A scuola. A scuola perché? Perché lui sapeva che i suoi ragazzi lo avrebbero capito. Avrebbero capito questa doppia personalità che finalmente lui riusciva ad esprimere, perché non ce la faceva più, perché si nasce così, non è che si diventa, si nasce, non è colpa di loro, sono nati così. Quei genitori che colpiscono i figli, che dicono non ne vogliamo sapere, ma sei tu che l'hai fatto così, non è nato perché lui voleva essere così. Cominciamo a parlarci molto chiaro di questo, non è colpa dei ragazzi o delle ragazze che si sentono uomo o donna, gli ormoni sono quelli che hanno ereditato, perciò cari genitori cominciate a capire chi siete voi invece di incolpare questi ragazzi che di sicuro colpa non hanno, ma soprattutto questi ragazzi che l'hanno capito e l'hanno protetto, hanno cercato di difenderlo, mentre qualcun altro ha fatto completamente quello che non doveva fare. E lui è morto. Lui è morto, ti ricordi quel caso? L'hai sentito? Qui da noi, vicino a noi, e ha posto fine a questa sofferenza immane. Non pensi che forse voi ragazzi siete più illuminati di quello che pensiamo? L'accettazione, ecco, questa parola accoglienza, diversità, la sentite molto di più di qualcun altro? Da una parte le dico di sì, perché sicuramente abbiamo una visione più aperta rispetto ai nostri genitori o ancora di più ai nostri nonni, in cui queste realtà non esistevano perché non se ne parlava, ma esistevano. Però ora che stanno diventando sempre più la normalità, perché alla fine sono persone normali, sono aspetti di vita normalissimi, e quindi da un lato sì, sicuramente siamo più aperti mentalmente, però ce ne vuole ancora di strada e di battaglie a favore appunto che diventi per tutti la normalità e non solo per una parte della popolazione. Vanna? Sono perfettamente d'accordo con lei, abbiamo ancora tanta strada da fare, soprattutto noi adulti, ma io, come ho detto prima, come ho raccontato l'episodio appunto successo all'interno dell'IPM, ho visto che anche i ragazzi devono essere aiutati a questo. Halima, come ci saluti? Che messaggio vuoi lasciare? Ormai il tempo è terminato, prego. Io vi saluto in modo marocchino, marhaba bikom, vuol dire siete il benvenuto al nostro festival italo-marocchino, così vedete
due culture diverse e altre culture con che noi. si svolgerà, che faranno spieghiamo una dove sorpresa a per Lima. noi. A Lima dove si svolgerà il festival e quando? Il festival si svolgerà a Treviso, inizia il giorno dell'inaugurazione, il 22 che è giovedì, e l'ultimo giorno che è sabato, dove sarà la serata meravigliosa, dove sono invitati tantissimi cantanti, attori e attrici dal Marocco, sempre a Treviso. È entrata gratuita. Grazie a Lima, grazie veramente, grazie anche dell'invito che mi è arrivato da Abdallah. Allora sentiamo come ci saluti Ivana Boscato, con quale messaggio? Allora io vi saluto chiedendo a voi di iniziare a guardare verso i ragazzi, verso i minori con occhi diversi. Cerchiamo di avere il coraggio di metterci anche degli occhiali se nutriamo dei pregiudizi che non sono a favore educativo dei ragazzi. Impariamo a sederci, ad ascoltarli, a dare più spazio. Grazie. Monica da Paese, una telefonata veloce, vai Monica. Sì, ciao. Allora io sono d'accordissimo con quello che ha detto adesso la sua ospite, sono d'accordo con lei. I pregiudizi non servono intanto a niente e poi bisogna ascoltare le persone, che uno sia bianco o nero, che sia gay, che sia quello che è, ha diritto di esistere, di vivere e di essere ascoltato. Purtroppo qui in Veneto purtroppo da alcune parti purtroppo c'è molta ignoranza su questo e bisognerebbe avere la mente un po' più aperta, ascoltare le persone e non giudicare al primo giudizio, non puntare il dito, non giudicare, ascoltare e innanzitutto acculturarci di più e parlare più con le persone diverse, perché siamo tutti diversi, abbiamo tutti una diversità. Grazie, devo chiudere purtroppo perché ho altri ospiti, grazie della telefonata, grazie a Vanna Boscato, a Giovanna Denoni, questa associazione è la prima pietra, importantissima, fondamentale, grazie a tutti i miei ospiti, grazie anche a Lima Pubblicità. Guardate che è venuta a trovarci questa mattina un'amica carissima della Mirella, un'allenatrice formidabile assieme a una giocatrice formidabile. E lo so, era diverso tempo che non incontravo questa meraviglia che abbiamo la fortuna di avere nel nostro territorio, che possono dire qualcosa e dare ancora dei contributi importanti a quelli che pensano di saper tutto di sport e non sanno niente. Solo perché appartengono a cerchi magici riescono ad avere poltrone importanti, ma poi quando parli assieme, ma questo cosa che fa su sta poltrona? Ed ecco la nostra ospite in prima, guardate chi c'è, Nidia Pausic, ecco qua la grande Nidia, accompagnata da questa grande donna Luciana Montelatici, questa sportiva, questa eccellenza, questa giocatrice con delle vittorie incredibili. Grazie veramente Luciana anche a te di essere qui, di aver portato Nidia, che se non ci fosse Luciana Nidia non sarebbe qui, non potrebbe fare quello che fa. Perciò veramente grazie. Vediamo se c'è anche la dottoressa Antonella Gismondo, eccola qua, buongiorno dottoressa. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Grazie per l'invito. Direttrice sanitaria della casa di riposo di Motta di Livenza. Ha visto qua che con quali ospiti questa mattina si confronterà con queste due forze della natura, una un po' diversamente giovane, l'altra ancora con una grinta. Allora Nidia, cosa vuoi dire? Cos'è che veramente vuoi dire questa mattina che ti è rimasto nel cuore? Quello che ti manca e quello che non ti manca. Cos'è lo sport? Dunque lo sport è la vita e basta. E beh, soprattutto per la gioventù nostra bisogna obbligarli a fare sport, perché lo sport è fatica, ragazzi, fatica, però bisogna farlo, altrimenti non andiamo avanti. Nidia, cosa vuoi dire di questi ragazzi invece che fanno fatica a essere inseriti? Tu pensa che ho avuto
il già sindaco di San Fior che ha detto io non ho una palestra nel mio paese, non riesco ad avere una palestra, perciò io non devo essere fortunato ad avere quello che qualcuno pensa, è quello che mi aspetta di diritto, che è crescere bene e crescere sano. Cosa dici, Nidia? Dico che hai ragione di fare un sciopero generale. Un sciopero generale, sì. brava. Sciopero generale. Se non mi date la palestra qua si ferma tutto. Luciana, quanto è importante, tu che sai di quello che parli, poi tu sei anche specialista in attività motorie, ma soprattutto hai praticato tanto sport, questa pallacanestro, questo sport che ti ha dato anche delle vittorie e delle soddisfazioni enormi, perché veramente sono dei risultati eccezionali, ma richiedono tanto impegno, tanto sacrificio, però sei la passione che lo senti, si supera. Cosa vuoi dire, Luciana? Assolutamente sì, per raggiungere determinati risultati assolutamente ci vuole la passione, lo spirito di sacrificio, e aver bene in testa l'obiettivo, perché altrimenti ti puoi perdere per strada. Per cui è necessario, lo sport ti può dare tanto, come a me ha dato tanto, mi ha anche tolto, perché magari ho dovuto sacrificare parte della mia vita per dedicare a una mia passione. Ecco, questo penso che debba guidare qualsiasi attività che si fa, la passione per quello che tu fai. Ecco, perché io quando giocavo, poi insegnavo, e quello che mi ha sempre guidato è stata la passione e l'entusiasmo nel fare quello che stavo facendo. Attualmente, per quanto diceva appunto la domanda che è riferita alla Nidia, sicuramente lo sport è l'unico mezzo, secondo me, che può tirare fuori un po' questi giovani da questo momento critico che stiamo attraversando con la gioventù odierna. Quindi il fatto di non avere palestre, il fatto di non avere strutture, questo sicuramente va a influire su quello che possono essere il recupero di determinati giovani, che purtroppo a volte si trovano per la strada, si trovano nei bar, e quando sa benissimo che quando si trovano insieme poi nascono anche le varie scaramucce che nascono, che sentiamo oggigiorno tra i giovani. Per cui lo sport deve essere assolutamente il veicolo o lo sport o attività sicuramente coinvolgenti per i giovani che possano portare i loro benefici appunto alla nuova generazione. Allora, dottoressa Gesumundo, come commenta le parole di Nidia Pausic e di Luciana Montelattici, due campionesse nel vero senso della parola, che hanno ancora le idee chiare? Io condivido quello che diceva Nidia, bisogna obbligarli a fare sport. Penso che sia anche un obbligo piacevole, eppure, dottoressa, io sono andata anche a livelli molto importanti e qualcuno che è seduto su poltrone importante mi ha detto: cara Presidente Tuzzato, noi non possiamo obbligare il 14enne a fare sport se non vuole. Questo prevede ma quando la legge. dovrebbe intervenire la scuola? Allora sentiamo, dottoressa, cosa ne pensa di questa risposta? Naturalmente, ecco, loro evidenziano i protocolli, le leggi che hanno, prego. Allora, intanto da geriatra in questo momento mi augurerei di avere pazienti come gli ospiti le ospiti che allora adesso lei in studio, e che dimostrano quello che io predico da sempre, che con una buona prevenzione si può invecchiare bene, e che invecchiare tutto sommato è un'arte, e quindi avere come obiettivo anziani che invecchiano bene e che salvaguardano la loro salute. Insomma, la definizione di salute è un po' retrodatata dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 1948, però è molto chiara, parla di un benessere, non di un'assenza di malattia, ma di un benessere fisico, psichico, spirituale e sociale, che vuol dire tanta roba, ed è un diritto, questo innegabile, a cui tutti, dai 0 anni fino ai 100 anni e più, hanno diritto e devono puntare. Lo sport è sicuramente uno strumento fondamentale nell'età geriatrica per poter invecchiare con successo, e non abbiamo possibilità di fare altrimenti, perché comunque siamo di fronte ad un invecchiamento globale. Comunque stiamo attraversando quella che è un'emergenza sociale, cioè in Italia ormai ci sono
parlo solo dell'Italia, ecco, di circa 2 milioni di anziani non autosufficienti, quindi con disabilità, e circa la metà di questi 2 milioni in realtà sono affetti da disabilità molto gravi. Potete immaginare, no, cosa comporta questo in termini di qualità di vita per l'anziano in primis, ma anche per la famiglia e per la società che deve sostenere questa persona in questo ultimo tratto di vita, che può essere, come gli ospiti che ha in studio dimostrano, comunque un periodo bellissimo, un periodo invece di vita attiva, sociale, e ovviamente per prepararsi bene alla vecchiaia bisogna cominciare da subito a fare attività fisica. Faccio degli esempi banali proprio per far capire l'importanza di come muoversi soltanto un po'. Parlo di 90 minuti soltanto di attività settimanale, fisica settimanale, riduce del ben 4% il rischio di mortalità per tutte le cause e prolunga la vita mediamente di almeno 3 anni. Da domani tutti escono, dottoressa. Da domani tutti escono. Prego, dottoressa. Concludo dicendo per l'appunto che magari si pensa che poi arrivati ad una certa età l'attività fisica possa essere limitata a poco. In realtà l'attività fisica dell'anziano può essere un'attività sia di tipo aerobico, faccio per esempio quelli che sono gli sport a bassa resistenza, come può essere una camminata, che sicuramente riduce il rischio cardiovascolare in maniera brillante e aiuta a prevenire l'insulinoresistenza, che spesso è l'anticamera delle patologie croniche, pensiamo al diabete, ma anche attività anaerobiche, quindi attività di resistenza, ovviamente tutto proporzionato, ecco, nessuno chiede di improvvisarsi atleti da oggi a domani, però soprattutto per l'età geriatrica l'attività sportiva è quella che ci permette di contrastare un altro grandissimo problema dell'anziano, che è la solitudine, e che anche questa è anticamera della disabilità psicofisica dell'anziano. L'attività sportiva, qualsiasi sport, l'importante è che scegliamo ciò che ci piace fare, perché se altrimenti ci obblighiamo a fare attività che poi, su cui poi non proviamo piacere e divertimento, dopo un po' si molla, questo è inevitabile, no? Per cui scegliamo quello che ci piace fare, ma scegliamo soprattutto, e parlo ovviamente per quanto riguarda la terza età, sport che ci permettono di vivere a contatto con gli altri, quindi attività sportiva di gruppo, socializzare. Perché è un altro diciamo, veicolo per contrastare e ritardare la disabilità tipica della terza età. Ecco. Molto chiara, dottoressa. Senti Nidia, quello che volevo chiederti, che qualcuno mi ha anche sottolineato, è che c'è troppo agonismo nello sport. Lo sport è di un agonismo incredibile. Tu sei d'accordo oppure bisogna dividere? No, non è che bisogna dividere. Se uno fa sport e lo ama, entra nell'agonismo, non c'è niente da fare, anche se non vuole, entra nell'agonismo e allora là diventa un po' difficile. Senti Nidia, cosa dici? Come vedi tu il mondo dello sport adesso? Come lo definiresti rispetto a una volta, quando veramente era forse più faticoso perché magari non avevi tutti i supporti che hai adesso, però non so se si stava meglio prima che oggi. Cosa vuoi dire, Nidia? Vuol dire che si stava meglio prima, ma molto meglio prima, molto meglio. Ognuno dava quello che poteva, ognuno faceva quello che poteva, faceva qualche sforzo per fare un po' di più, però sempre nell'onestà, sempre nella chiarezza, sempre. Senti Nidia, tu eri famosa per il rispetto delle regole, non c'era verso con te, ecco, uno doveva rispettare le regole di Nidia Pausic, però nel rispetto e anche nella fatica di mettere in atto questa cosa con te, avevi poi il supporto dell'ammirazione di quelli che ti stavano attorno, e Luciana ne è una testimonianza, mi sembra. Luciana è stato il mio, diciamo, il bastone della mia vecchiaia, perché lei mi ha aiutato in tutto.
anche nelle piccole cose. Se io dovevo fare una cosa e non sapevo da dove cominciare, e lei trovava sempre la soluzione giusta, sempre, perché è una ragazza molto intelligente. Ha sentito, dottoressa? Una ragazza, dottoressa? È una ragazza, confermo. Brava Nidia. Qui siamo ragazze, dottoressa. Assolutamente sì. Allora Luciana, ecco, l'importanza è di capire, tu hai questa sensibilità. Io l'ho incontrata per caso, vero Luciana? Ecco, stavo rientrando a piedi e sembrava che qualcuno avesse detto a Luciana: vai per quella strada che incontri Mirella. Ho detto: guarda Luciana, fammi un favore enorme, perché io voglio rivedere Nidia, che per me è stata una persona con la quale ho condiviso anche dei percorsi di solidarietà, quando lei aveva non solo lo sport, ma aveva fatto con il suo centro un bar a Treviso. Ecco, tu là c'era il mondo, là trovavi il mondo, là il bar basket, si socializzava incredibilmente, si andava là, avevi un punto di incontro. Quello che manca adesso, tanti, ma non c'è più. Dispersivo. Ecco, cosa dici Luciana? L'importanza dell'incontro e del punto di riferimento, Luciana. Sì, questo, come il bar della Nidia, c'era il punto di incontro perché era il bar basket, quindi tutti gli appassionati della pallacanestro, e quando venivano a Treviso, mi ricordo che c'era Marzorati, che veniva Meneghin, quando venivano a Treviso per qualche raduno o qualcosa, non potevano mancare di andare dalla Nidia, quindi era un punto. Questi momenti di aggregazione ovviamente sono quelli che forse mancano tutt'oggi e sono importanti per poter crescere, avere dei valori più forti, che siano intrinseci dentro di te, insomma, creare questi valori di comunità, di socialità, di condivisione, di poter scambiarsi anche le opinioni. Insomma, ecco, questo manca secondo me, perché secondo me i rapporti vengono fra 2, 3, 4 persone, invece ci vorrebbe un po' allargare anche questa situazione. Niente, la Nidia e le regole sicuramente sì, no? La Nidia o la ami o la odi, come si dice, però tutti si ricordano della Nidia. E non solo a Treviso, ma in tutta Italia. Quando dice Nidia Pausic, tutti, quindi qualcosa di bene avrà fatto, credo, no? Beh, sicuramente nella pallacanestro, ma poi anche il suo modo di essere, a volte schietto, anche troppo magari, però la rende una persona particolare, ecco. Nidia, però tu non ti sei mai piegata, hai sempre espresso la tua opinione, il tuo punto di vista, sempre, indipendentemente da chi avevi di fronte. Sempre. Se tu volevi dire quelle cose le dicevi e basta, però le dicevi per un bene della pallacanestro, dello sport, di questa comunità che tu avevi, che tu allenavi, questa comunità che vedeva in te una figura importante, perciò tu sapevi dove andare a parare. Ma secondo te abbiamo parato bene, oppure si potevano fare altre scelte per dare... Spiega, cos'è successo, Nidia? No, non abbiamo mai fatto sbagli, mai. Noi abbiamo, cioè io soprattutto in prima persona, ho cercato sempre di dare un consiglio, di far amare il basket per quello che è, e loro le ragazze venivano, mi ascoltavano e lo amavano, e soltanto amando una cosa hai un risultato, altrimenti no. Però Nidia, non pensi che il risultato e questo amore per il basket era un amore che tu riuscivi a trasmettere indipendentemente del basket che tu avevi scelto come sport, ma è la persona che sa trasmettere? Cosa dici, Luciana? Anche tu, sì. Ecco, tu hai vinto tante cose, ricordiamo, perché abbiamo una campionessa, l'emozione della vittoria, di riuscire ad arrivare, sì, partecipare, ma poi, come dice anche Nidia Pausic, quando fai sport e lo ami, poi fai agonismo, non c'è niente da fare, là arrivi. Quando si entra in campo. Ecco, arrivare alla vittoria, cosa vuol dire, Luciana?
Beh, allora intanto per quanto riguarda il vissuto della Nidia, per quanto ci ha allenato, diciamo che anche tuttora noi con le ragazze, col vecchio gruppo che è andato in A1 negli anni 70-72, che si chiama Plastilegno, dopo, siamo ancora un gruppo molto unito, ci ritroviamo, almeno una volta al mese ci ritroviamo. Adesso ultimamente abbiamo festeggiato il 90° compleanno di Nidia, quindi tutte le ragazze che... Hai detto anche l'età di Nidia. Però in euro ne hai 45, perché adesso si divide tutto, cioè i numeri si dividono, però ne hai 45, perciò puoi riprendere. Sono venute giù ragazze da Milano, perché dopo ovviamente in base alle situazioni familiari qualcuna si è spostata, però c'erano tutte le persone che l'hanno amata erano presenti, insomma la squadra nostra era tutta completa, quella degli anni 70. Quindi la Nidia sicuramente col suo carattere forse un po' burbero, che in campo sicuramente non lesinava, cioè non ce n'era per nessuno, al di fuori del campo probabilmente è riuscita a trasmettere quell'affetto, perché se ancora tutt'oggi, dopo 40 anni, ci troviamo ancora per far festa per lei, ci sarà un motivo. Quindi diciamo che Nidia... Sono stata una burbera buona. Sì. Molto buona, ecco, burbera quindi... ma molto buona. Senti Luciana, ma non è che quello che vediamo anche con Sinner, con Jasmine, che ha visto questa coppa meravigliosa assieme alla Errani e anche da sola, non ci sia questa, indipendentemente dello sport, la scelta dello sport, il tennis, la pallacanestro, il rugby, il calcio, ma è la persona. Cioè Sinner piace, ma piace lui, automaticamente mi avvicino a quello sport. Ecco, Jasmine lo stesso. Diciamo che c'è la moda adesso, perché sappiamo benissimo che quando una squadra vince, uno sport in modo particolare si mette in evidenza, noi siamo un po' tutti pecoroni, cioè andiamo tutti perché Sinner, facciamo anche noi come Sinner, è una moda, purtroppo nell'era moderna facciamo così, seguiamo un po' quelle che sono le mode. Poi Sinner piace perché è un ragazzo di tutti i giorni, è un ragazzo come noi. È una persona che quando si rapporta con le persone si rapporta in modo molto spontaneo e naturale, quindi le persone in qualche modo si medesimano in questo personaggio. Magari le mamme vorrebbero dire vorrei che mio figlio fosse così, vorrei che mia figlia fosse come cosa. In ogni caso questi sono esempi positivi. Questa è una cosa soprattutto importante, perché il giovane che li guarda non può altro che ricevere qualcosa di positivo che gli torna, e questo è importante. Ma anche la goggia, nonostante queste cadute, saper rialzarsi. Cioè ragazzi, questi si quella rialzano, vuol dire mai mollare, perché mai anche mollare. la goggia comincia ad avere la sua età, per cui questo vuol dire la passione che hai per quello che stai facendo, perché gli altri due sono due talenti emergenti. Lei ormai ha già fatto la sua storia, però non molla. E questo è bello, perché la passione ti tiene ancorato finché la forza fisica ce la fanno, ti tiene ancorata. Io stesso l'anno scorso, 2 anni fa, ho fatto un campionato over 60, il maxi basket, in Portogallo, abbiamo vinto la medaglia d'oro europei. Avete capito, Luciana? Quindi a 60 anni anch'io sono cocciuta, non mollo. Ne hai 30, Luciana, te l'ho detto che devi dividere. Dottoressa, cosa dice queste due forze della natura? Sono riuscite a fare questo campionato basket 60 e hanno vinto la medaglia d'oro in Portogallo. Prego, dottoressa. Intanto complimenti. Mi aggancio ad un'altra chicca che mi giustifica il fatto che Lidia sia invecchiata in maniera così strepitosa, veramente non dimostra 90 anni e, cara signora, detta da una geriatra, è un complimento. Però ecco, è stato detto, no, che Lidia aveva gestito un bar, no, dove promuoveva l'aggregazione. La socialità, lo dicevo prima, è un'altra chiave per poter invecchiare con arte. La solitudine, noi non siamo, l'uomo non è un'isola, e la solitudine è un killer silenzioso. Do delle indicazioni. La persona sola ha un rischio di mortalità
per tutte le cause superiore del 29% rispetto agli altri. Pari a chi per esempio mediamente fuma 15 sigarette al giorno e beve anche alcolici in maniera esagerata. Gli anziani, purtroppo la solitudine è un problema degli anziani. Gli anziani attualmente sono in Italia per il 18% sono soli, ma l'emergenza più grande riguarda i ragazzi, i giovani, perché purtroppo i social, io ho 2 figli giovani, insomma, quindi parlo per ragion veduta, i social che sono sicuramente uno strumento importante, un veicolo importante che ci mette in collegamento rapido col mondo e con tutte le informazioni, però spesso ci porta a isolarci e quindi se già adesso abbiamo circa un 20% di anziani soli, io immagino che cosa potrà succedere fra 30-40 anni se non corriamo subito ai ripari. E che la solitudine sia un killer silenzioso ce l'ha anche insegnato il Covid. Io che all'epoca lavoravo nell'ospedale riabilitativo sempre qui a Motta, ricordo bene le statistiche che dicevano che l'anziano solo era l'anziano che più spesso finiva poi in terapia intensiva, ma perché la solitudine si ripercuote anche a livello fisico, abbassando le nostre difese immunitarie e alterando la composizione dei globuli bianchi, che sono la nostra prima difesa contro virus e batteri. È un'emergenza così grande che adesso la sparo, però insomma non perché si voglia replicare anche in Italia, che in Giappone e in Inghilterra hanno già istituito il Ministero della Solitudine, proprio per far capire come sia importante per l'uomo aggregarsi, per quello che io prima parlavo di sport che possano essere prevalentemente sport di squadra, perché è un altro veicolo per sconfiggere questo che è un altro dramma della nostra società, ecco, più in generale, oltre che per l'età geriatrica. Molto chiara, dottoressa, la ringrazio anche per quello che sta cercando di far capire a chi dovrebbe capire, dovrebbe ascoltare, mettere in atto le parole, perché da soli non si va da nessuna parte, in squadra si arriva lontano. Certo. Senti Nidia, è stato eletto membro del direttivo nazionale del CONI il Lino Ponchio, che era anche presidente regionale del CONI, proprio ieri o l'altro ieri. Ecco, come vorresti salutare questa figura molto importante? Io ho avuto ospite molte volte, spero ritorni anche la prossima settimana, anche per far capire l'importanza, ecco, ma non importa della persona che conosci, ma cosa vorresti dire? Ecco, sedere su queste poltrone importanti per dare un là anche allo sport minore, a quei ragazzi che non possono avere l'aiuto dalle famiglie perché non ce la fanno, non ci sono, bisogna portarli, accompagnarli, pagare. Ecco, cosa vorresti dire adesso che si è formato un nuovo CONI e sta formando, cosa vorresti dire? Le cose importanti da capire e da sapere ed agire. Beh, quello che vorrei, quello che devo dire è che lo sport è sacrificio, non c'è niente da fare. Tu devi sacrificare un qualche cosa per poter riuscire ad arrivare su un punto. Ma per fare questo cosa dovrebbero fare? Come potrebbero aiutare i media secondo te? Organizzarsi loro, formare dei gruppi forti, non dei gruppetti, gruppi forti e andare avanti in gruppo. Da soli non ce la fanno. Luciana, cosa vorresti dire? Tu cos'è che secondo te si potrebbe fare per cercare di avvicinare a quei tanti ragazzi che ancora non hanno capito l'importanza dello sport? Sicuramente qua deve intervenire la scuola. Cioè qua non ce n'è santi, perché la maggior parte della loro vita come ex insegnante di educazione fisica, quindi ho vissuto per 40 anni il mondo della scuola e so bene come funzionava. Una volta si creavano dei gruppi sportivi, il pomeriggio i ragazzi venivano, chi non aveva la possibilità appunto di essere inserito in una società sportiva, perché i costi ci sono, c'è poco da dire. Qualcuno può farlo anche entrare gratis, però c'è un costo di gestione, per cui le società sportive hanno delle spese che devono affrontare e molte società vivono solo con le iscrizioni dei tesserati, per cui la società ha un costo, la scuola deve tutelare questo. Bisogna creare
dei pomeriggi. Io quando facevo gruppo sportivo il pomeriggio avevo una notevole affluenza di ragazzi, però gli insegnanti vengono pagati una miseria. Questo è il problema. E allora dice, chi mi dice perché devo andare a insegnare a scuola che mi pagano 5-10 euro lorde a scuola quando in una società sportiva ne prendo 25? Questo è il problema. Adesso i gruppi sportivi, quindi l'unica soluzione secondo me è che la scuola deve reintrodurre o fare pubblicità a questi gruppi sportivi pomeridiani in cui i ragazzi appunto della scuola o anche dell'ambito scolastico devono partecipare. Io mi ricordo che erano molto entusiasti i ragazzi, cioè addirittura venivano ragazzi che facevano già pallacanestro, perché io insegnavo pallacanestro ovviamente, il mio gruppo sportivo, delle società venivano ad aiutarmi a sostenere questi ragazzi che erano le prime armi nella pallacanestro. Cioè questa è aggregazione, questo è imparare anche ad aiutare a livello sociale chi ha più bisogno. Quindi la scuola deve fare il suo, assolutamente, e qua il CONI deve intervenire. Perché iniziare Guarda che farò vedere questa intervista a Dino Ponchio quando verrà iniziare a fare attività motoria già dalle elementari e non dalla quinta elementare. Prima ci sono insegnanti di educazione fisica, ci sono gente preparata anche della società che va inserita, perché le maestre, con tutto rispetto, non hanno le competenze di un insegnante di scienze motorie. Ecco. L'ho detto prima, guarda Luciana, quindi nella seconda parte. Le maestre ci mettono anche del loro, per carità, però ci deve essere competenze, cioè c'è poco da fare, se no magari crei anche qualche danno, tra virgolette. Per cui dalle elementari iniziare subito, dai primi anni, continuare con le scuole secondarie, con le scuole medie e poi andare avanti, perché dopo quando i ragazzi escono dalle medie, diciamo, hanno già un loro percorso e possono magari scegliere anche le attività che andranno a fare, perché deve essere nei primi anni di vita dal punto di vista motorio, sono quelli che ti indirizzano poi eventualmente a scegliere la disciplina che tu prediligi. Io tanti ragazzi ho detto guarda che tu secondo me per atletica sei un fenomeno, cioè questo l'ho indirizzato alla società sportiva di atletica perché avevi avuto l'occhio giusto da vedere cioè grandi soddisfazioni. E quella è la bravura dell'allenatore. La scuola è un punto fondamentale, famiglia, scuola, e ci deve essere una trade union tra di loro, no una barriera, ma una collaborazione. Forse era il caso che tu sedessi questa mattina al tavolo in prefettura che hai fatto sulla sicurezza, per far capire se vogliamo combattere questa sicurezza che molti dicono non c'è più, proprio lo sport può fare questo, sì, senza pensare di fasciarci la testa da creare. Tanti ragazzini extracomunitari venivano perché probabilmente non avendo la possibilità, terapie, cioè, e loro erano felici, cioè, è un aiuto che dai anche a questi ragazzi che si devono introdurre magari in un paese nuovo oppure che insomma hanno tante valenze con l'attività sportiva, assolutamente sì. Senti Nidia, quanti anni ti senti? Io ho detto 45, tu quanti ne senti? 20. Beh, mi hai fregato, 20 anni ti sei. E nei tuoi 20 anni cosa pensi? Ecco, come vedi questa Nidia che si proietta nel tempo sempre naturalmente accompagnata da questo sport? Io penso che tu lo segui sempre. Comunque con Luciana che ti accompagna, quanto è importante, come diceva la dottoressa, essere coinvolte, ecco, nonostante tutto io ci sono ancora e posso dire ancora quello che penso. Senti Mirella, io ti dico, sono una donna fortunata, soprattutto perché ho lei che mi fa vedere. Lo dice proprio, sa quanto che la fa diventare matta? No, vai, brava. vai. È un po' cocciuta ma brava. Sono un po' cocciuta ma sono brava. Sei brava, lo lasciamo dire a Luciana, però se sei brava. Sì, è la Luciana di lo deve dire. Che cavolo, Luciana, lo devi dire. Dottoressa, siamo in chiusura, come ci saluta? Che messaggio vuole lasciare questa mattina? Magari un bel torneo anche da voi a Motta di Livenza con Luciana, con Nidia, non sarebbe male. Magari qui sessantenni, solo i sessantenni. Cosa dice, dottoressa? Allora, io vi lascio con un messaggio, un po' parafrasando quello che dice uno psichiatra, il dottor Ladouchet, che divide
l'umanità in 3 categorie, così poi scegliamo noi a che categoria vogliamo appartenere. La categoria dei giocatori mediamente sono il 15-20% degli uomini che dicono di qualcosa si deve morire, per cui poco importa che impegno ci metto per poter vivere bene. Poi c'è la categoria dei meccanici, questa è la più affollata, il 50%, no? Che aspetta di ammalarsi per riparare al danno. E poi invece c'è la categoria dei giardinieri, dove Nidia e Luciana sicuramente rientrano, ma che fatalità riguarda prevalentemente le donne. E questa categoria, qui invito tutti a aderire e partecipare, sono quelle persone che invece ascoltano il proprio corpo, che si prendono cura del giardino e che sanno che per poter invecchiare bene e quindi vivere con successo fino all'ultimo dei giorni, ed è possibile, bisogna cominciare da subito e da presto. Quindi concordo perfettamente con quanto detto. Le scuole elementari, ma anche la materna, i miei figli facevano anche alla scuola materna attività fisica un po' giocosa sicuramente, però è importante intanto cominciare a costruire da subito. Per chi non l'ha fatto, giusto perché poi magari uno dice vabbè ormai ho 60 anni, ciao, ho perso. Non è vero, perché anche a 60 anni si può cominciare a fare attività fisica e avere gli stessi risultati in termini di, ovviamente non agonistici, ma di qualità di vita e di autonomia, di autosufficienza, così come le altre persone che magari sono rimaste attive anche nelle altre fasi della vita. Per cui, grazie dottoressa, scatole da tennis, quel che vogliamo, ma muoviamoci. Grazie alla dottoressa Antonella Gismondo, direttore sanitario Casa di Riposo di Motta di Livenza. Grazie a Luciana Montelattici, questa campionessa, allenatrice, insegnante che ha fatto capire l'importanza dell'ascolto anche da parte di chi deve ascoltare, e soprattutto un grande abbraccio alla mia amica Nidia Pauzi, che sono strafelice di averla rivista, e complimenti Nidia. E dico anch'io grazie a Luciana di esserci. Grazie, andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Bentornati al nostro appuntamento quotidiano, che oggi sarà un momento dolce. Oggi abbiamo il piacere di presentarvi la crème brûlée, praticamente la crema bruciata. Un dolce che viene preparato in 2 fasi. C'è una preparazione, una cottura a bagnomaria, un raffreddamento e la sera dopo la chiusura della ricetta. Noi, come potete vedere, abbiamo già preparato qualcosina prima in modo da poter star dentro con i tempi televisivi. Comunque l'esecuzione è questa. Prendiamo la panna e la mettiamo a scaldare in una pentola senza farla bollire. È importante che non bolla. Mentre la nostra panna si sta scaldando, noi iniziamo a rompere le uova. Useremo 2 uova intere e altri 8 tuorli, quindi eliminiamo gli albumi d'uovo che potremmo usare in un secondo tempo per fare delle meringhe, e monteremo queste uova con lo zucchero ed una bustina di zucchero a velo vanigliato. Eccoci qui. Uniamo lo zucchero semolato. Come vedete abbiamo anche dello zucchero di canna accanto che servirà in un secondo momento. Uniamo la nostra bustina di zucchero vanigliato e con l'aiuto di una frusta andiamo a sciogliere lo zucchero. In questa fase è abbastanza importante che sì, lo zucchero si sciolga, ma che non crei troppa schiuma, perché la schiuma poi è nemica della cottura a bagnomaria. Quindi sbattiamo tranquillamente per una decina di minuti a mano oppure con l'aiuto di un frullatore, ma non a una velocità eccessiva. Il composto deve essere fluido ma non spumoso. Nel frattempo la nostra panna sarà sicuramente arrivata alla giusta temperatura
e la uniremo a questo composto di uova, zucchero e vanillina. Eccoci qui, uniamo la nostra panna, sempre piano piano. Abbiamo fatto attenzione in precedenza che non abbia bollito e come potete vedere dalle immagini si è creata poca schiuma, il che è una cosa importante. Ora questo composto andremo a versarlo in cocottine individuali oppure scodelline, l'importante è che siano prodotti che possono andare a cuocere in forno. Versiamo la nostra dose, diciamo che con 1 litro di panna all'incirca si ottengono 8-10 coppettine. Ora andiamo a cuocere. Per cuocere a bagnomaria questo prodotto abbiamo bisogno di una placca o un qualsiasi contenitore con un pezzettino di carta dentro. Appoggiamo all'interno le nostre coppette, 1, 2, 3 e ci mettiamo un goccio d'acqua, praticamente metà vasca di acqua. Questa è la cottura a bagnomaria. Viene posto in forno a 180 gradi per una quindicina di minuti. Andiamo a cuocere e ci vediamo alla fine. Mentre la nostra crème brûlée sta cuocendo alle spalle, noi lavoreremo con queste che abbiamo già preparato in precedenza, cotte a bagnomaria come dicevo, e lasciate raffreddare. Quindi ora prendiamo lo zucchero di canna, ne versiamo un pochino all'interno, lo distribuiamo uniformemente, ne aggiungiamo ancora un pochino, eventualmente l'eccesso di zucchero non facciamo altro che eliminarlo in questa maniera. Ed ora viene la parte più simpatica. Noi useremo questo attrezzo, voi potete usare la griglia del vostro forno, comunque lo zucchero va caramellato. Da qui il nome crème brûlée. È un piatto che è molto in voga in Francia, è un piatto particolare perché ci sono 2 sapori completamente diversi che sono il fresco della crema e il caldo amaro dello zucchero. Non preoccupatevi, va proprio bruciato lo zucchero, come vedete dalle immagini, dopodiché va gustato entro un paio di minuti, in modo che ci sia appunto la differenza di temperatura. Io direi che così ci siamo. Vi invito a sedervi sul divano di casa vostra e a gustarvi questo simpaticissimo dolce che vi terrà compagnia in queste serate.